Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 26 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi collegamenti aperti con tutto il territorio regionale, tanta la cronaca di cui dobbiamo darvi conto. Però partiamo come ogni lunedì dal sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna alle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino. Come sapete, la politica è sempre alle corde su Ring, quindi congresso della Lega. Ora il rischio è quello della scissione. Se sì, il numero è quello in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. Chiaramente sullo sfondo c'è il congresso che vi abbiamo raccontato praticamente in diretta, il congresso di sabato della Lega con il nuovo segretario eletto Alberto Stefani, ma le polemiche, le fibrillazioni a quanto pare restano. Questo quindi il sondaggio di Ring questa sera. Dicevamo la cronaca, dicevamo gli aggiornamenti, sono tanti. Questo è tragico, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca trevigiana. Non ce l'ha fatta Matteo De Luca, il giovane trentenne che ieri sera è rimasto vittima nell'incidente stradale avvenuto a Sollerra, frazione di Cison di Valmarino. Matteo stava percorrendo via Re di Puglia in direzione Cison a bordo della sua Vespa quando è avvenuto lo scontro con una Clio che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto ha fatto sbalzare il ragazzo per qualche metro, cadendo poi sull'asfalto dove è rimasto inerte. Immediato l'intervento dei sanitari, sul posto anche l'elisoccorso. Da subito le condizioni del giovane sono apparse molto gravi. Ricoverato in terapia intensiva, Matteo si è spento questa mattina all'ospedale Cafoncello. Troppo gravi le ferite riportate. Appassionato di montagna arrampicata, pochi giorni fa era stato eletto tra i consiglieri del comitato Festeggiamenti Farò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Con la scomparsa di Matteo salgono a ben 34 le vittime della strada nella Marca da inizio anno. Tra l'altro è stato un weekend contrassegnato ancora una volta da tanti, troppi incidenti stradali su tutto il territorio veneto, ma ne parleremo nel corso di questa prima edizione. Ora però andiamo subito a Conegliano con la nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto per raccontarvi di un vero e proprio giallo. Questa anziana, ve lo abbiamo raccontato ieri sera, trovata morta in un appartamento, ma per l'appunto ci dà tutti gli aggiornamenti Daniela. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. L'ho detto tu, un giallo. Noi ci troviamo in via 28 aprile, proprio all'incrocio con via Galilei. Questa che vedete qua tutta chiusa è la casa, è l'appartamento della signora Margherita Ceschin, 72 anni. È stata trovata sabato sera senza vita, era distesa nel divano. La prima ipotesi, una morte naturale, poi invece sono scattati gli accertamenti, le indagini. Perché la casa è stata trovata a soqquadro, fra l'altro manca anche il portafoglio della signora e vi faccio vedere la grondaia, la vedete, è completamente staccata dal muro, come se qualcuno fosse salito e fosse entrato nella casa per magari commettere un furto. Se la donna fosse stata viva o fosse stata ancora invece fosse stata priva di vita in quel momento, ovviamente è da accertare. Certo è che anche la figlia ha detto agli inquirenti che la mamma era ordinata, la casa era davvero messa a soqquadro e lo vedete, guardate, la grondaia è davvero staccata e ci diceva anche l'amministratore del condominio, ci diceva che non era così, per cui qualcuno evidentemente da qua si è arrampicato. E fra l'altro l'allarme è scattato proprio sabato sera quando la signora doveva andare a mangiare la pizza con alcune amiche, non vedendola arrivare hanno allertato prima la figlia ha allertato un vicino ed il vicino è salito con una scala però da qui perché la finestra era aperta. Appena è entrato ha visto la signora Margherita che era priva di vita sul divano. Ci sono delle ecchimosi sul corpo
corpo. L'esame autoptico sarà svolto questo pomeriggio intorno alle 14:30 per accertare il movente per accertare di cosa sia morta la donna e ovviamente le indagini ora dei carabinieri per cercare di costruire quanto accaduto. Ci dicevano una signora solare, una signora molto tranquilla, che spesso, ci diceva l'amministratore, la vedeva proprio sul balcone, e quindi è molto probabile che quando si è sentita male magari era uscita, poi è rientrata e si sia poi distesa lei sul divano. Certo, accertamenti in corso, manca, lo ricordiamo, il portafoglio della donna, manca il portafoglio, mancano i soldi e qualcuno ha rovistato nella casa. Dunque nel corso dei nostri telegiornali ovviamente vi faremo sapere anche i risultati dell'esame autoptico, almeno i primi accertamenti, per capire se è una morte naturale e se effettivamente qualcuno è entrato nella casa che ora è sotto sequestro. Cristian, da Conegliano, se non hai domande è tutto. Daniela, per il momento ti ringrazio, grazie a te Nicoletta Rizzetto. Chiedici la linea se ci saranno aggiornamenti. So che forse dovrai incontrare anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, un mistero in piena regola, lo avete sentito da Daniela Sizzia, nel pomeriggio alle 14:30 l'esame autoptico, quindi questo a Conegliano. Fra poco tra l'altro saremo in grado di collegarci anche con Mestre, con la nostra Anna Maria Parisi, per la tragedia sui binari che si è registrata sabato notte. Questo ragazzo di 25 anni che è stato travolto da un treno, ma poi per l'appunto ci collegheremo con Mestre e con Anna Maria per capire se ci sono delle novità da questo punto di vista, ma mi dicono dalla regia che Anna Maria è pronta. Anna Maria, mi senti? Buongiorno Anna Maria. Bene, una morte assurda, una tragedia assurda, quella consumatasi proprio qui sabato notte, poco prima di mezzanotte, quando due ragazzi, due amici, uno di 25 anni, uno di 23, hanno attraversato questi binari per raggiungere uno sportello bancomat. Quando uno dei due ragazzi, 25enne, Manuel Tripargoletti di Cosenza, che aveva conseguito l'università, aveva conseguito la laurea in scienze motorie all'Università di Catanzaro, è morto sul colpo perché travolto in pieno da uno dei tantissimi treni in corsa. Tra le novità c'è quella che l'amico 23enne rimasto ferito è stato dimesso oggi dall'ospedale di Mestre. È stato proprio lui, nonostante le ferite, le multiple riportate nell'impatto, a dire ai soccorritori che appunto stavano attraversando i binari per raggiungere uno sportello bancomat. Avevano lasciato la loro auto grigia proprio qui di fronte a questo cancelletto e poi la decisione di prelevare. Tra le novità, quelle che le indagini della Polfer stanno verificando è che appunto i due ragazzi hanno scavalcato questo cancello che, sebbene chiuso con un lucchetto, non ha impedito ai ragazzi di attraversarlo scavalcando. Il corpo di Manuel Tripargoletti, quello che è rimasto del corpo di Manuel Tripargoletti, è stato poi recuperato anche dai vigili del fuoco intervenuti con i sanitari del 118 e il corpo era stato scaraventato dal forte impatto. Vedi, i treni sono tantissimi che passano, Cristian. Il corpo, diceva, era stato scaraventato dal forte impatto proprio lungo questo muro di cinta in cemento armato. E fino alle prime ore del mattino di ieri, domenica, la Polizia Ferroviaria assieme ai pompieri ha fatto tutti i rilievi possibili per ricostruire
capire l'investimento mortale. Dopo il recupero del corpo del 25enne senza vita, che diceva è stato sbalzato tra questo muro, il muro ferroviario, e il cancello appunto di dove ci troviamo noi, di via Paganetto. Insomma, i treni qui sono tantissimi, pensa Cristian che in una giornata passano oltre 700 treni solo nella stazione di Mestre di Venezia. Si parla di un passaggio quotidiano di oltre 80.000 persone nelle due stazioni ferroviarie, quindi è un tratto di forte afflusso questo, dove si è consumata questa tragedia. Ora non resta che capire quale fosse il motivo per il quale fosse così necessario attraversare i binari per recuperare questo sportello bancomat. E da Mestre per il momento è tutto. Anna Maria, grazie per tutti questi aggiornamenti, grazie a te e Sandro Ponchio che ha curato la parte tecnica. E noi adesso andiamo nel Vicentino, perché è stato un fine settimana di controlli straordinari interforze nel comune, soprattutto nel comune di Vicenza. Durante il weekend sono stati ispezionati alcuni edifici abbandonati segnalati dai cittadini. Questi i risultati. Controlli straordinari delle forze dell'ordine in alcuni edifici abbandonati al quartiere Ferrovieri e via Battaglione Valleogra. Una quarantina di agenti della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno setacciato gli immobili segnalati dai residenti, dove abitualmente trovano riparo soggetti spesso dediti a attività illecite, in particolare negli edifici a ridosso del cavalcavia Ferretto de Ferretti. Ispezionato inoltre il parcheggio dell'ospedale e quello di alcuni supermercati, dove alcuni soggetti molesti sono stati multati per aver assillato insistentemente i clienti per ottenere denaro. Effettuati inoltre 5 posti di blocco dove sono state controllati 57 veicoli, 148 persone e 6 esercizi commerciali. Al termine dell'operazione il questore ha disposto 3 ordini di allontanamento dall'Italia per altrettanti pregiudicati stranieri, 4 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza e 5 avvisi orali per soggetti pregiudicati ritenuti pericolosi. Così dunque nel Vicentino questi gli aggiornamenti della nostra redazione di Daniele Garbin e noi adesso procediamo con la cronaca per la disavventura di una famiglia padovana rimasta bloccata a 3.000 metri in Val Badia e che è stata salvata grazie all'intervento come sempre tempestivo degli uomini del soccorso alpino. Bloccati in mezzo alla neve a 3.000 metri d'altezza in Val Badia in Alto Adige. Una famiglia padovana, genitori, 5 figli e il fidanzato di una di loro, in totale 8 persone dai 60 ai 23 anni, sono stati salvati dall'intervento del soccorso alpino. Il gruppo di escursionisti domenica aveva deciso di affrontare una ferrata vicino al Piz di Lavarella, un sentiero non semplice. La famiglia è rimasta bloccata nella neve. Fortunatamente sono riusciti a dare l'allarme e il soccorso alpino li ha individuati in poco tempo e messi in salvo. Nessuno è rimasto ferito. Vigili del fuoco al lavoro ad Albignasego, quindi rimaniamo nel Padovano dove ha preso fuoco un campo di grano. Incendio in un campo agricolo poco dopo mezzogiorno di ieri ad Albignasego. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in un terreno seminato a grano in via delle Industrie, nel capoluogo della cintura padovana. Un'alta colonna di fumo nero era visibile da molti chilometri, mettendo in allerta la popolazione. Sul posto i pompieri di Padova ed Abano Terme con 2 autopompe, un'autobotte, un modulo antincendio boschivo e 12 operatori. Fortunatamente il rogo non ha coinvolto mezzi o persone. 2 le ipotesi al vaglio delle squadre intervenute sulle cause delle fiamme: autocombustione dovuta all'elevata temperatura di questi giorni o un mozzicone di sigaretta abbandonato sul campo che avrebbe innescato l'incendio.
Dicevamo che quella di ieri è stata una giornata difficile sul fronte dei soccorsi, degli incidenti stradali. In apertura vi abbiamo dato la triste notizia di questo 31enne di Follina, morto nella mattinata di oggi a seguito delle lesioni riportate ieri sera in un incidente a Cisonna di Valmarino. Ebbene, la giornata di ieri sulle strade della Marca si è aperta con una tragedia di fatto sfiorata a Spresiano. Un'auto ha tamponato un calesse. Mio fratello che guidava ha tenuto il cavallo, mentre il suo amico purtroppo è caduto per terra e sembrerebbe cosa grave. È infatti in ospedale il 63enne di Breda di Piave che di prima mattina si trovava a bordo del calesse condotto dall'amico 76enne di Carbonera. Entrambi, dopo essere stati urtati da una Ford, sono stati sbalzati a terra. Ad avere la peggio il più giovane dei due e lì trasportato al Cafoncello. Illeso il conducente dell'auto, eppure il cavallo non ha riportato ferite. L'impatto con il veicolo che percorreva la stessa direzione di marcia in via Carduccia a Spresiano è stato violentissimo. A raccontare la dinamica è Roberto, fratello del conducente del carro. Sembrerebbe, e qui c'è il condizionale, la macchina che lo seguiva venendo sempre da Macerata verso Lovadina, in curva, probabilmente si è accorto tardi, non lo so, e l'ha tamponato. Chiaramente il calesse andava a 10 l'ora, non è che ci fosse grosse velocità chiaramente col cavallo. Da qui è stato tamponato. Sul posto, oltre agli operatori del SUEM e al soccorso stradale, anche i carabinieri per i rilievi di legge. Mio fratello ogni domenica fa il suo girettino con l'amico, mia cognata mi ha chiamato, non mi ricordo che ora, erano le 7:30 penso, che appunto aveva avuto un incidente, un corso, e ho trovato quello che ho trovato. Destino bastardo, non so come chiamarlo, purtroppo succedono e speriamo bene per il nostro amico. Ecco. Continuano gli incidenti, ma continuano anche i controlli sulle strade della Marca da parte dei carabinieri. A Volpago del Montello, proprio nel weekend, il più singolare degli interventi. Il fiorino che esce di strada e finisce contro il cancello dell'abitazione allarmando i residenti, e poi all'arrivo dei carabinieri la scoperta. Chi guidava il furgone non aveva soltanto un tasso alcolemico più di 3 volte sopra il consentito, ma non aveva mai conseguito la patente. È successo poco prima dell'alba a Selva di Volpago del Montello in via Schiavonesca. Al volante un 33enne, a bordo con lui altre 2 persone, tutti illesi. Per l'uomo italiano è scattata la denuncia. Così come per un 62enne controllato a Roncade, risultato con un tasso alcolemico 2 volte sopra la legge, patente ritirata. Nei controlli sulle strade i carabinieri hanno deferito a Valdobbiadene anche un 27enne trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e che si è rifiutato di sottoporsi al test. Infine sono stati resi noti anche gli esiti degli accertamenti su 2 conducenti di auto che, rispettivamente nei mesi di marzo e maggio scorsi, erano rimasti vittime di fuoriuscite autonome nel comune di Mogliano Veneto. Per il primo, classe 1984, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi litro, ai limiti del coma etilico. Il secondo, un 71enne, è risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore a 1,75 grammi litro. Ritorniamo a occuparci di strade fra pochissimo, ma mi chiede la linea la nostra Valentina Visentin, che con Federico Cibotto si trova presso il comando dei Carabinieri di Padova per importantissima operazione contro i furti sia in casa che in negozio. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, in realtà è proprio attraverso i controlli sulle strade della nostra regione, della provincia di Padova, nella bassa padovana, che è nata questa operazione che ha portato all'esecuzione di 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, tra moldavi e romeni, 5 appunto i soggetti responsabili di numerosi furti non solo nei negozi ma anche nelle abitazioni, tantissimi colpi commessi tra l'ottobre
ottobre e il dicembre del 2022. Tutto è partito da un controllo stradale e dal fatto che i carabinieri hanno ritrovato alcune auto che erano state rubate da una concessionaria di Cittadella e successivamente anche da una ditta di Casale sul Sile. I furti che questa banda metteva in campo erano in tutta la provincia, predilette soprattutto stazioni di servizio ma anche supermercati. Utilizzavano auto come arieti e per sfondare le vetrine, soprattutto per quanto riguarda i supermercati. Tentati furti anche in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Pordenone, ma anche nell'Astigiano, dove uno dei componenti della banda, quello che si presume essere il capo, è stato individuato e arrestato. Si tratta di un 40enne moldavo. Al termine di queste indagini i carabinieri hanno eseguito 2 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di questi 2 soggetti che si trovano già in carcere, uno a Verona e uno a Padova per altri furti, e poi altre 3 misure che riguardano il divieto l'obbligo di dimora nella provincia per 2 donne considerate diciamo le guardiane della merce, le addette, le responsabili a stoccaggio della merce che veniva appunto stipata in un appartamento di Sant'Angelo di Piove in provincia di Padova, nel cuore della Sacisica. Denunciato e quindi obbligo di dimora anche per un altro cittadino moldavo che spesso partecipava ai colpi. È stata recuperata tantissima refurtiva, oltre del valore stimato di circa 150.000 euro tra pacchetti di sigarette ma anche contanti e ovviamente vario tipo di refurtiva, e restituite 14 auto ai legittimi proprietari, auto che appunto venivano utilizzati per compiere i colpi. Da Padova è tutto, certo. Ovviamente ulteriori dettagli di questa operazione nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina, ti ringrazio per tutti questi aggiornamenti. Noi guardiamo ancora per un attimo queste immagini diffuse dai carabinieri di Padova, perché sono davvero impressionanti e raccontano della violenza, dell'efferatezza di questi furti, come dicevamo, ai danni di case, di abitazioni private, ma anche di negozi. Come vi ha detto Valentina Visentin, parliamo di un'operazione molto estesa. Ecco, vedete questa macchina, proprio auto usate come sfondamento, come mezzi per lo sfondamento, poi l'ingresso nei locali. Insomma, sono scene che appunto ci riportano con la mente appunto a scenari da Far West, questo sostanzialmente nelle nostre città, nei nostri paesi. Anche questa immagine è particolarmente significativa. Ecco, vedete i ladri che di fatto si introducono all'interno di questo bar. Questa, se non sbaglio, è una stazione di servizio. Lo sfondamento della vetrata, poi questi che entrano per l'appunto all'interno dei locali. Insomma, un'operazione che dà un duro colpo a questo genere di criminalità, definita spesso microcriminalità, ma di micro in queste immagini, ve le riproponiamo ancora, sono davvero significative. Di micro in queste immagini c'è davvero poco. Ringrazio la regia sempre attenta di Mattia Pizzaia e Fabio Fagliero, e ritorniamo alle strade del Veneto, alle strade della Marca in particolare, alla Treviso Mare, dove sono stati intensificati i controlli anche da parte della polizia locale. C'è un progetto in tal senso anche del comune di Roncada. Ieri tra l'altro c'è stato un incidente, l'ennesimo in mattinata, una tragedia sfiorata anche qui. Sono rimasti coinvolti una 27enne, un 28enne e un 83enne. Un'arteria stradale, la Treviso Mare, costellata di drammi. Solo 2 settimane fa quella strage è costata la vita a ben 3 persone, 2 ragazzi, un ragazzo di San Biagio
di Callalta, una di Treviso, originaria di Castelfranco, e una donna dell'Asolano. E ecco, guardate cosa sta facendo il Comune di fatto. Queste le nuove mosse, le nuove misure adottate dall'amministrazione guidata da Pieranna Zottarelli. La nostra amministrazione, come già aveva fatto negli anni precedenti, anche quest'anno e a maggior ragione dopo gli ultimi accadimenti, ha deciso di intensificare i controlli previsti nelle serate del fine settimana, venerdì e sabato, fino all'1 di notte. Nel mirino c'è tutto il territorio di Roncade, ma va da sé che l'attenzione particolare sta lungo il tratto maledetto della Treviso Mare. Troppe tragedie, anche recentissime, hanno insanguinato una strada diventata sinonimo di dramma. Ecco allora il potenziamento dei controlli delle pattuglie della polizia locale anche di notte, che vanno ad aggiungersi alla presenza di polizia stradale e carabinieri. Obiettivo: stanare eccessiva velocità o assunzione di alcol e droga alla guida. Controlli che appunto vengono programmati sia di giorno che di notte, in maniera tale da coprire tutto l'arco della giornata, sia pure con forze diverse e momenti diversi, ma che diano la possibilità di un controllo più stretto sulle nostre strade. Deterrente in prima battuta, anche se è necessario un vero e proprio cambio di mentalità. Chi vede l'auto della polizia o delle forze dell'ordine tende per fortuna a rallentare. Il problema è che rallenta solo quando li vede. Invece il nostro obiettivo sarebbe di convincere le persone, con le buone ma anche con le cattive, attraverso anche le sanzioni, a capire che quando si guida si deve tenere una velocità più moderata rispetto a quella a cui saremo tendenzialmente portati a effettuare. Uno sforzo amministrativo per aumentare il controllo. Così come degli altri comuni che fanno parte della nostra convenzione, è stato disposto un aumento di organico e quindi è stato assunto per ogni comune un agente a tempo determinato per tutto il periodo estivo e va ad implementare quella che è la dotazione organica, per la verità non molto ampia, anzi decisamente scarsa, perché dovremmo avere un agente ogni 1000 abitanti, il che significherebbe per Roncade 14 agenti. In realtà siamo con 4 o poco più. Questo significa che se non fossimo in convenzione e non ci aiutassimo tra comuni non riusciremmo a rendere i servizi minimi. Così invece ce la facciamo. Ma ci vorrebbe una svolta a livello normativo per poter consentire davvero un cambio di passo. L'appello alla politica nazionale. Staccare le disposizioni che sono previste per la polizia locale rispetto a tutto l'altro personale dei comuni, perché non è pensabile mettere sullo stesso piano chi svolge funzioni completamente diverse. Allora, sto vedendo qui è appena arrivata una comunicazione dalla Giunta regionale del Veneto. Domani Luca Zaia incontra la stampa per commentare l'analisi congiunturale del tessuto economico della regione, con un focus particolare sul mondo dei giovani. Quindi domani a Palazzo Balbi si parla di economia con il governatore Zaia. È prevista inoltre la presentazione dei campionati mondiali di canoa a velocità categorie junior e under 23 che si terranno da Auronzo di Cadore tra il 4 e il 9 di luglio. Così dunque il presidente della regione domani mattina. E ritorniamo alla giornata di ieri, perché ieri mattina 2 caccia F-2000 Eurofighter dell'aeronautica militare in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato, in gergo militare il cosiddetto scramble, per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva attivato il codice che identifica un dirottamento a bordo. Il velivolo da turismo, un Piper 28 decollato da Ferrara durante il volo, aveva però inserito erroneamente il codice di emergenza, facendo così scattare la procedura di allarme e di intercettazione. I 2 caccia intercettori del 51esimo stormo di Strana, una volta accertato in pochissimi minuti l'erroneo inserimento del codice di emergenza da parte del pilota, hanno ripreso il loro servizio di sorveglianza dello spazio aereo
nazionale. Quindi un falso allarme nella giornata di ieri a Istrana, che ha comunque mobilitato ovviamente gli uomini del 51esimo stormo. E poi ve lo racconteremo nel corso dei nostri telegiornali, perché sono in corso proprio in questi minuti gli esami orali, la maturità. Da oggi parte la prova orale dopo gli iscritti della scorsa settimana. Gli studenti padovani, per esempio, coinvolti sono 7.000, tra i 40 e i 50.000 in tutto il Veneto. Il colloquio prenderà spunto da una tesina o da un elaborato multimediale scelto dall'alunno, e poi i professori potranno fare domande. Negli anni della pandemia, lo ricorderete, l'orale ha rappresentato di fatto l'unica prova d'esame. Ora ritorna come un tempo a contribuire al punteggio finale, che sarà espresso in centesimi. Quindi questa sera vi racconteremo nei nostri telegiornali dalle varie redazioni i sentimenti, le reazioni dei giovani veneti. Allora, adesso andiamo a Padova, vedo già il servizio, perché a Padova chiude un negozio storico che non conoscono soltanto i padovani, ma tutti i veneti. Parliamo di un iconico negozio di musica. Non è una scelta economica, perché stiamo lavorando ancora molto bene. È una scelta di età, di sopraggiunti limiti di età, nel senso che io ho 75 anni, il mio socio ne ha 71, e abbiamo deciso di chiudere l'attività perché insomma è un momento che abbiamo 50 anni che siamo qui e credo sia giunto il momento. Nelle parole di Maurizio Boldrin, le ragioni della chiusura dello storico negozio di dischi padovano 23 di via Vescovado. Dopo 50 anni chiude una delle attività più iconiche di Padova. Con le sue fascette bianche sui dischi e CD ha affrontato molti cambiamenti, prima i vinili, poi le cassette, i compact disc, per poi tornare a dove tutto era iniziato. Sono passati attori, sono passati musicisti, è stato bellissimo. Siamo partiti, pensa, 50 anni fa dal vinile e terminiamo adesso con il vinile un'altra volta, quindi abbiamo visto passare il CD, abbiamo visto passare la musica liquida e siamo tornati al vinile come una volta. Il 23 dischi è stato dal 1973 meta di appassionati e collezionisti, ma anche di artisti. E l'ultimo è stato Diane Kroll, tra l'altro carinissima, è stata un'ora qui dentro con noi, era felice di essere qui, ci ha fatto lei le foto a noi, incredibile. E poi il personaggio che io ricordo con grande piacere è stato Roger Daltrey, il cantante degli Who, che è stato qui e ci ha fatto i complimenti, è stato anche lui molto gentile. E poi sono passati negli anni ovviamente tantissimi attori, Albanese, Lella Costa, tantissimi. La notizia è stata accolta dagli amanti del vinile come un lutto, e sia di persona che sui social in molti hanno voluto ricordare uno dei luoghi di riferimento per la musica in città. L'affetto dei clienti, perché è diventata una grande famiglia in tutti questi anni. E i clienti hanno dimostrato un affetto pazzesco, quindi insomma sono felice per questo. Ecco, un pezzo di storia padovana e non solo, che se ne va. La tecnologia ha travolto usi e costumi. Allora vi dico che siamo pronti a collegarci fra pochissimo di nuovo con Daniela Sizia da Conegliano per il giallo dell'anziana trovata morta. Ci sarà con noi il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Poi andremo a Vicenza per un'ordinanza anti-tir che sicuramente farà discutere. Con noi molto probabilmente ci sarà il sindaco di Vicenza Possamai, e ancora a Bassano per le polemiche dei commercianti in vista della chiusura del Ponte Nuovo. Adesso i temi però dell'ambiente, con il report di Legambiente sui fiumi del Veneto, e ci sono brutte notizie, bruttissime, per il Fratta Gorzone e l'Adice.
Presenza di PFAS nel Frattagorzone che risulta pesantemente contaminato da questo tipo di inquinanti, mentre l'Adige è inquinato da batteri fecali. I due fiumi che attraversano il territorio della Bassa Padovana non godono di un buono stato di salute. A rilevarlo il report finale della campagna Fiumi di Legambiente Veneto in collaborazione con l'Associazione regionale dei consorzi di bonifica e di ARPAV presentata a Zevio nel Veronese. Per quanto riguarda la contaminazione da batteri fecali, il parametro Escherichia coli è considerato da ARPAV quale indicatore per valutare l'idoneità microbiologica all'uso irriguo dei corsi d'acqua del Veneto. Per il terzo anno consecutivo il fiume Adige presenta punti che superano gli indicatori di qualità indicati da ARPAV, le criticità maggiori in prossimità di Masi e Anguillara Veneta. La causa è da ricercarsi negli scarichi abusivi che purtroppo finiscono nell'Adige. Sulle cause ovviamente vanno ricercate in quella che è la cattiva, la mala depurazione oppure la presenza di scarichi o sversamenti illegali, quindi chiaramente le cause andranno identificate poi da questo punto di vista. Chiaramente l'impatto dell'agricoltura e l'impatto poi di quello che sono anche le attività antropiche relativamente agli allevamenti sono di solito determinanti per questo tipo di batteri. Non è migliore la situazione del Frattagorzone, pesantemente contaminato da PFAS, metalli pesanti, cromo, cloruri e solfati, sostanze che rappresentano una minaccia sia per l'ecosistema acquatico che per la salute umana. Per quanto riguarda invece il Frattagorzone, sappiamo essere un fiume che ha altri problemi. A Colonia Veneta abbiamo comunque riscontrato questa criticità relativamente al batterio Escherichia coli, però chiaramente le problematiche di questo fiume sono relative chiaramente anche alla presenza di PFAS e metalli pesanti, su cui non abbiamo dati dai nostri monitoraggi che non hanno riguardato questa fonte di inquinamento, però sappiamo da quello di ARPAV e non solo che il fiume continua ad avere grandissime criticità da questo punto di vista, anche perché non è stata attuata alcun tipo di bonifica ancora delle aree inquinate. Allora, così a Padova, così i temi dell'ambiente, ve l'ho annunciato pochi minuti fa, la nostra Daniela Sizzia ha raggiunto il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa. Il tema è quello che vi abbiamo detto, questa donna trovata morta nell'appartamento, un vero e proprio giallo. Daniela Sizzia, buongiorno di nuovo. Buongiorno ancora anche a te, ai telespettatori. Cristian, come hai detto tu, torniamo a parlare di questo giallo assieme al sindaco di Conegliano Fabio Chiesa. Un giallo perché ancora non ci sono molte certezze. Fra le ipotesi quella che un ladro possa essere entrato nell'abitazione della signora Margherita. Ovviamente nessuno sa se la donna era già priva di vita o meno, però si torna a parlare anche di furti, che è una piaga un po' in tutta la provincia, sindaco. Ma assolutamente sì, innanzitutto la nostra vicinanza e le nostre condoglianze vanno ai familiari e agli amici della signora. È un lutto che ha colpito tutta la città. Adesso siamo in stretto contatto con le forze dell'ordine per capire esattamente cosa sia successo, perché al di là di un decesso che sembra un decesso naturale bisogna capire la scena in cui è avvenuto, bisogna capire se qualcuno si è introdotto in casa, ma come diciamo sempre a tutte le persone che vivono da sole bisogna cercare di tenere tutto chiuso. Sembra che comunque non ci sia stato segno di effrazione, adesso cercheranno di capire effettivamente cosa è successo, ma ripeto è anche un momento di condoglio e di vicinanza a chi conosceva bene la signora e chi è rimasto senza un affetto del proprio caro. Ecco, sindaco, abbiamo sentito anche gli anziani che abitano là intorno e anche anziani che sono proprio di quella stessa palazzina, ci dicevano siamo un po' preoccupati perché d'estate magari è ovvio che si tenga magari un pochino la finestra aperta per far circolare l'aria, però questi ladri davvero sono ladri acrobati, si arrampicano dappertutto e entrano nelle abitazioni. Ma adesso non siamo sicuri che questo sia successo, però devo dire che hanno ragione gli anziani, poi soprattutto nel periodo estivo sappiamo che ci sono bande di ladri che girano all'interno della provincia, che passano da una città all'altra, per cui dobbiamo assolutamente mantenere il minimo di dotazioni di sicurezza in casa e anche la possibilità di applicare buone norme, che sono quelle che diciamo sempre, di tenere chiusa la porta, di non aprire. Ricordo che poco tempo fa ci sono state delle persone che si sono spacciate per essere altri e sono entrati a rapinare, ecco. Bisogna stare sempre molto attenti. Il problema è che la nostra è una società che era abituata a tenere le porte aperte, ad aprire a chiunque. I tempi purtroppo sono cambiati, c'è qualche malintenzionato che gira, ripeto, sono bande organizzate che girano per la provincia e per la regione, per cui massima attenzione sempre e comunque.
Ecco, fra l'altro insomma ne avevamo parlato anche con le forze dell'ordine e i controlli sono stati potenziati un po' dappertutto proprio per cercare di arginare questo fenomeno, per aiutare soprattutto gli anziani che sono quelli che poi vivono da soli. Le regole le sapete, sono sempre le stesse, insomma cercare di tenere chiuse le finestre anche quando si va a dormire e di accendere gli allarmi quando si hanno nelle case. Sindaco, si spera che questa vicenda possa essere chiarita al più presto. Ma quello sì, perché chiarire le vicende comunque sembra una cosa positiva per tutti, avere risposte. È necessario, devo dire che le forze dell'ordine, anche dai tavoli che abbiamo fatto negli ultimi mesi, hanno intensificato i controlli, polizia, guardia di finanza, carabinieri, polizia locale, e devo dire che questo sta funzionando, però dobbiamo adottare le buone pratiche di cui parlava prima, perché dobbiamo assolutamente evitare che questo succeda. Sindaco, la ringrazio. Cristian, da Conegliano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela, a te Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica e al sindaco di Conegliano Fabio Chies. Allora, ci sono tanti collegamenti ancora aperti con il territorio, tra l'altro andremo anche a Jesolo per questa notizia, la rissa in piazza Mazzini, 20 giovani coinvolti, sabato sera il comitato che invoca durezza, attesi i rinforzi nelle prossime settimane, un tema come sapete ricorrente per la città balneare ma in realtà per l'intero litorale veneto. Il tema è quello della movida violenta. Poi tra l'altro andremo a Spresiano perché parleremo di movida non violenta ma di movida solidale, perché all'Odissea, noto locale, è prevista una serata benefica per raccogliere fondi a favore dell'Emilia Romagna, e poi ancora parleremo di Gay Pride a Belluno, perché per la prima volta il Pride arriva anche tra le Dolomiti, e poi a Padova e Vicenza, ma c'è ancora tantissima cronaca. Facciamo così, andiamo in pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per continuare questo nostro racconto, un lunedì intriso di cronaca a nord-est. L'incidente in Vespa che è costato la vita a Matteo De Luca, in primo piano questo 31enne che è morto poche ore fa al Cafoncello. Questo giovane ieri sera stava percorrendo a bordo della sua Vespa la strada via Re di Puglia in direzione Cison di Valmarino, e quando è avvenuto lo scontro con una Clio che viaggiava nella direzione opposta, l'impatto ha fatto sbalzare il ragazzo per qualche metro, cadendo poi sull'asfalto dove è rimasto inerte. Immediato è stato l'intervento dei sanitari del SUEM 118, sul posto anche l'elisoccorso. Da subito le condizioni del giovane sono parse molto gravi, ricoverato in terapia intensiva. Matteo si è spento questa mattina, come vi dicevo, all'ospedale Cafoncello. Gravissime le ferite riportate nello scontro. Appassionato, lo vedete, di montagna, di arrampicata, pochi giorni fa era stato eletto anche tra i consiglieri del Comitato Festeggiamenti Farrò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Con la scomparsa di Matteo De Luca salgono a 34 le vittime della strada nella Marca trevigiana dall'inizio dell'anno. Tra l'altro è la notizia di apertura questa di tutti i giornali online, così Treviso Today, incidenti in Vespa, Matteo muore nella notte a soli 31 anni, ma poi appunto se possiamo vedere l'home page di Treviso Today, tanto per avere un colpo d'occhio, le notizie che riguardano la strada sono sempre tantissime. Sostanzialmente si riprende la notizia di cui vi abbiamo parlato poco fa, l'auto contro il Calais ieri mattina a Spresiano Veneto, poi i vari incidenti che ci sono stati anche sulla 27 nel fine settimana, insomma tanti, troppi incidenti di questo tipo in Veneto in questi giorni di inizio estate. Ma la rivedo collegata perché ci sono degli aggiornamenti importanti da Padova. Prima la nostra Valentina Visentin vi ha raccontato di questa operazione dei carabinieri contro i furti in negozio e in casa, ma appunto ci sono dei particolari. Valentina.
Sì, buongiorno Cristian. E proprio dal monitoraggio, come avevamo detto anche prima, delle targhe rubate, dai controlli stradali si è riusciti ad identificare questi ladri che più volte non hanno mancato di tentare fughe roccambolesche lungo l'autostrada con azioni piuttosto pericolose. La prima volta nel novembre del 2022, quando furono intercettati sull'autostrada A4 all'altezza di A1 all'altezza di Arezzo, i ladri hanno tentato una fuga abbandonando poi il veicolo, ma il caso più grave è quello nel dicembre del 2022, quando a Peschiera del Garda, all'altezza del casello di Peschiera, i ladri sono scappati percorrendo anche un tratto contromano dell'autostrada, sfondando la barriera autostradale e finendo con l'auto nel fiume Mincio e poi riuscendo a scappare. Uno di loro è stato però identificato e da qui i carabinieri hanno ricostruito quella che era la composizione della banda, che avevano dei ruoli, componenti che avevano dei ruoli ben precisi. Il capo era un 40enne moldavo, mentre che effettuava sempre i colpi insieme a due connazionali suoi complici. Le donne invece nella banda, le due donne identificate, avevano il ruolo di custodi della merce rubata, che veniva stipata in un covo a Sant'Angelo di Piove. Tantissime sigarette rubate, ma anche gratta e vinci per un valore di 150.000 euro, e poi le 14 auto rubate, perché le auto rubate, come avete visto dalle immagini, venivano spesso utilizzate dalla banda per compiere i colpi, venivano usate come arieti per sfondare le vetrine soprattutto di supermercati. Alcuni colpi, un colpo messo a segno in provincia di Venezia a Fiesto d'Artico, altri colpi tentati sempre nella riviera del Brenta e anche a Sacile, Pordenone, ma a Saonara. Prendevano di mira le casse dei supermercati, cercavano di sradicarle e poi portarle via con le auto che venivano utilizzati come arieti, ma tantissimi anche i colpi in abitazione. E appunto gli obiettivi erano un po' in tutto il Veneto, nelle province di Padova, Vicenza, Treviso, ma anche Venezia e Verona. Si sono spinti anche in zona Pordenone e ovviamente anche nell'Astigiano, dove il capo della banda è stato per la prima volta identificato e arrestato dopo aver trovato riparo dopo un colpo presso una complice. Questa è sostanzialmente la vasta operazione dei carabinieri di Padova, che però insomma è partita da Padova, ma ha visto insomma i carabinieri muoversi in tutto il Veneto. Valentina, ti ringrazio per tutti questi aggiornamenti. Ci sembrava doveroso ricollegarci perché parliamo di un'operazione molto vasta. Tra l'altro le immagini che ci hai trasmesso parlano da sole, quindi ti ringrazio, grazie a te e Federico Cibotto per tutti questi aggiornamenti. E noi adesso, buona giornata a te Valentina, andiamo a Bassano del Grappa, perché si discute molto di mobilità, di viabilità a Bassano del Grappa. Con la nostra Vanessa Banzato adesso sentiamo di fatto i commercianti, perché in vista c'è un periodo molto duro, un periodo di chiusura che riguarda un'infrastruttura fondamentale. Ma ci racconta tutto Vanessa. Buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno, ci troviamo assieme a Gino Brunello, il presidente dei baristi esercenti di Bassano del Grappa. Sul piatto la questione della chiusura del Ponte della Vittoria, ponte nuovo per capirci, per 2 mesi per una serie di lavori di sistemazione e messa in sicurezza. Si parte il 3 luglio, in teoria si dovrebbe terminare il 3 di settembre. Certo è che abbiamo sentito anche, Presidente, alcune persone che hanno i locali proprio a ridosso del Ponte Nuovo, e sarà per loro davvero un momento molto difficile. Sicuramente per chi, i nostri colleghi e amici che si trovano in quella zona là, sicuramente creerà del disagio. D'altronde sono dei lavori che devono essere fatti e devono andare fatti. Certo. Voi siete stati informati per tempo di questa chiusura? Sì, lo sapevamo già da abbastanza tempo, anche con le 2 varie alternative.
secondo il mio parere personale forse è meglio farla in 2 mesi chiusura totale che andare avanti 4 mesi con un disagio che comunque avrebbe portato comunque ingorgo di traffico e cose varie. Perché ricordiamo le 2 opzioni erano appunto o quella che è stata attuata, ovvero chiusura per 2 mesi di tutta la struttura sia ai veicoli, macchine, camion, quant'altro, che anche a biciclette e pedoni, o se no si era pensato di chiudere soltanto una corsia, fare flusso alternato di marcia, però i tempi si sarebbero allungati e non di poco. Sì, sicuramente, pensando che d'estate sicuramente la gente a casa sicuramente porterà disagio ai turisti, porterà disagio un po' a tutti noi, però pensare qual è il supporto del traffico di quella zona da settembre in poi, scuole, aziende varie, adesso magari si coincide anche un po' di periodo di ferie, forse col senno di poi è meglio farla adesso che aspettare settembre. C'è l'incognita sperando che finisca veramente a settembre. Quella sì, l'incognita del tempo, sicuramente si spera che vada un'estate avanti così, che non piova, che già il disagio è grande, se piove diventa il doppio. Come la vedete voi comunque, come appunto diretti interessati? Diretti interessati, se non fosse chiuso sarebbe sicuramente la cosa migliore, è un lavoro che va fatto prima che purtroppo, come è già successo, accadano magari cose spiacevoli o tragiche nel peggior delle ipotesi, è un lavoro che andava fatto e va fatto sicuramente. Bene, allora io ringrazio il presidente dei baristi esercenti di Bassano del Grappa, Gino Brunello, e ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa, grazie davvero a te Renzo Rigon. Prima di collegarci con Vicenza città, perché mi dice Carlo Inghilleri che è quasi pronto, vi ricordo il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino, sondaggio che ovviamente non può prescindere dal congresso di sabato allo Sheraton di Padova della Lega, con la nomina, l'elezione del nuovo segretario Alberto Stefani, ma le fibrillazioni, le tensioni sono rimaste. Ora il rischio è quello della scissione, se sì il numero in verde 0422 1626 691, se no non c'è questo rischio, scissione 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Carlo Inghilleri è prontissimo con Andrea Benenti, lo vedo accanto al sindaco di Vicenza Possamai. Scatta una nuova ordinanza, un'ordinanza anti-tir. Raccontaci tutto, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo a Palazzo Trissino. Ringrazio il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, per essere qui con noi, perché finalmente arriva il tanto atteso annuncio dell'ordinanza no tir a Maddalene e a Villaggio del Sole, insomma 2 quartieri che aspettavano da 35 anni questo momento. Finalmente c'è l'alternativa della Bretella dell'Albera, della variante LSP46 e adesso arriva l'ordinanza che obbligherà proprio i tir, il traffico pesante, a passare di lì, quindi alleggerendo questi quartieri. Buongiorno a tutti, sì, l'avevamo già anticipato nei giorni scorsi, l'ordinanza che ho qui in mano era in preparazione, l'abbiamo prima condivisa con le categorie economiche, perché chiaramente tutto il tema legato ai tir e ai camion che magari devono consegnare i prodotti in quelle zone, nei negozi, all'interno delle aziende, quindi andava verificata bene. Adesso l'ordinanza è pronta, finalmente libereremo dai tir strade che, come tutti sappiamo, passano in mezzo ai quartieri, in mezzo alle case, una battaglia lunga 35 anni che finalmente è giunta a conclusione. Da quando entrerà in vigore questa ordinanza? Ma l'ordinanza verrà firmata già oggi, chiaramente perché sia effettivamente operativa bisogna installare tutta la cartellonistica, perché ovviamente per impedire e chiedere ai tir di non passare bisogna che ci siano i cartelli, quindi che ci siano gli avvisi, quindi credo che già nell'arco della settimana verranno apposti i cartelli. Non appena la cartellonistica ci sarà e i vicentini lo vedranno passando, da quel momento l'ordinanza è vigente. Diciamo che dai primi di luglio, luglio si parte. Sicuramente sì. C'è da dire che è importante il lavoro che fa la città capoluogo
in accordo anche con i comuni contermini. Non parlo soltanto della bretella dell'Albera, parlo proprio di organizzare la mobilità in generale e anche tanti altri settori della vita dei cittadini, e quindi il coordinamento della Grande Vicenza, un accordo con i comuni contermini è molto importante, e anche questo è un annuncio che facciamo oggi. Sì, sono appena usciti da quella porta alle nostre spalle i sindaci dei comuni confinanti con Vicenza, dei 12 comuni confinanti con Vicenza, perché stamattina abbiamo voluto chiedere a tutti un incontro, a tutti i sindaci, per iniziare a costituire quello che è il coordinamento della Grande Vicenza, cioè della città con i comuni contermini, per discutere insieme ad esempio delle politiche della mobilità. Un esempio su tutti: tantissimi studenti, studentesse ma anche lavoratori prendono i bus di SVT per venire in città. Come costruiamo insieme le politiche sul trasporto, la tariffazione, le linee stesse è fondamentale, non può decidere Vicenza da sola, così come le infrastrutture. Insomma, l'idea di un coordinamento più stretto, perché Vicenza non è soltanto il capoluogo ma è anche tutta la sua cintura, tutti i comuni intorno, perché un cittadino di Caldogno che passa tutto il giorno perché lavora a Vicenza in città, alla fine è quasi come se fosse un cittadino di Vicenza. Certo. Benissimo, io direi che abbiamo fatto due annunci importanti oggi. Il coordinamento della Grande Vicenza, abbiamo annunciato questa, la facciamo rivedere ai nostri telespettatori, l'ordinanza NOTIR che tra poco sarà firmata. Ha bisogno di una penna? Non posso firmarla, che devo firmarla al dirigente. Prima il dirigente, per legge, quindi, però il sindaco che dà il suo via libera. Direi che insomma è una giornata importante, la settimana inizia con due annunci importanti, e da Vicenza è tutto. Restituisco la linea allo studio, grazie al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Grazie a te Carlo, ad Andrea Benetti per la parte tecnica e ovviamente al sindaco di Vicenza Possamai per aver condiviso queste importanti informazioni con i nostri telespettatori. Noi adesso andiamo a Jesolo, vedo collegato Alberto Maschio, assessore al turismo. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, partiamo dalla cronaca, poi così parliamo anche della stagione. Insomma, Jesolo offre sempre mille spunti. Partirei dalla rissa avvenuta sabato notte in piazza Mazzini. Ne parlano un po' tutti, come sempre, perché poi quando questi fatti accadono a Jesolo hanno una cassa di risonanza particolare. 20 giovani comunque coinvolti, il comitato invoca durezza e sono attesi i rinforzi, così titola anche la Nuova di Venezia e Mestre. Assessore, ci risiamo, è un problema che si ripete sempre, questo delle risse? Ma allora, va detto che, come ahimè succede in tutte le grandi città, purtroppo Jesolo nel periodo estivo per fortuna diventa una grande città, perché dai nostri 26.000 abitanti abbiamo mediamente in un weekend siamo attorno alle 200.000 persone, quindi parliamo della città di Mestre, di città importanti, e ahimè qualche volta insomma, accadono anche fatti che nulla hanno a che vedere con la nostra località e che certamente vogliamo non stigmatizzare, ma mettere nell'angolo sempre di più, un po' con le ordinanze, un po' con il tentativo in realtà di portare qualità. Noi abbiamo iniziato un percorso anche legato agli eventi, alle manifestazioni che stiamo facendo, che va proprio volto in questa direzione, nel cercare di portare gente di qualità, anche in Piazza Mazzini, soprattutto in Piazza Mazzini, perché siamo dell'idea che cambiare il contesto nel quale oggi a volte questi ragazzini trovano la strada per fare queste sciocchezze, questi atti che non si addicono alla nostra località, in un contesto completamente diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, perché poi in particolare spesso sui ragazzini certamente crediamo non troveranno quel contesto, quindi Allora assessore, c'è qualche problema con la linea probabilmente, si sta un po' frizzando, però insomma diciamo questo problema delle risse in piazza Mazzini a Jesolo è un problema ricorrente sostanzialmente, ne abbiamo parlato più volte, fortunatamente
Questa volta non ci sono stati feriti, nessuno è ricorso alle cure mediche, però il parapiglia è stato avvertito distintamente da visitatori, albergatori, commercianti che invocano a questo punto maggiore sicurezza. Tra l'altro lei stesso, Maschio, è un noto albergatore, ma le chiedo, arriveranno i rinforzi? Allora, sperando l'audio sia migliore, sì, in questo momento sappiamo dell'arrivo dei rinforzi che erano stati richiesti, addirittura da quello che ci hanno detto informalmente forse ci saranno anche un paio di persone in più rispetto alla previsione, quindi crediamo che insomma, come già iniziato l'anno scorso con un percorso di ordinanze in tal senso che tutelare il cuore della nostra località. Crediamo che il giusto mix tra le ordinanze fatte, tra le forze dell'ordine e, ripeto, far capire sempre di più che Jesolo vuole essere qualcos'altro, che Piazza Mazzini può essere qualcos'altro, non necessariamente la piazza di un certo tipo di movida, credo che ci porterà dei risultati. Ci vuole un po' di tempo come tutte le cose, i rinforzi chiaramente servono, questo è fuori di dubbio, ma ripeto, tra l'una e l'altra cosa un po' alla volta io credo che queste situazioni avverranno sempre meno, come in realtà sta succedendo. È chiaro che poi quando succede a Jesolo tutto, come ho detto prima, una risonanza diversa. Adesso non voglio citare esattamente dove, ma insomma mi risulta che nelle ultime settimane purtroppo sono successi fatti simili in altre località. Certo. Militari pericoli nelle altre località, è evidente che succede qui, insomma ormai fa un po' più notizia, ma speriamo di sentirci sempre più. Ci siete abituati, ma senta, voi avete in mente anche iniziative parallele, cioè arrivano i rinforzi, ci sarà quindi più prevenzione, diciamo così, repressione, ci sarà più presenza delle forze dell'ordine, ma ci sarà anche qualche iniziativa particolare? Avete in mente anche, che ne so, qualche ordinanza specifica, qualche nuova ordinanza, non lo so? Allora, è già attiva l'ordinanza con la limitazione degli accessi al mare nei fine settimana e poi per il periodo di agosto centrale, quindi quello che era stato fatto l'anno scorso, che aveva dato dei buoni risultati, è stato ripetuto anche per quest'anno, però ripeto, io credo che portare un altro tipo di, passatemi il termine, utenza in Piazza Mazzini sia la vera sfida e la vera strada che ci porterà alla vittoria. Vi faccio un esempio veloce giusto per non tediarmi. L'altra sera avevamo Vincenzo Schettini, il maestro professore di fisica della fisica che ci piace, in Piazza Mazzini volutamente, con centinaia di persone sedute, con bambini seduti davanti al palco, all'ascoltare un professore che parlava di fisica in Piazza Mazzini. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Proporremo sempre più Piazza Mazzini di questo tipo di contenuti e io credo che nel momento in cui proporremo Piazza Mazzini di questi contenuti, che sono appunto quelli che non vogliamo un po' alla volta. Allora, io Assessore passo al nuovo ospite, la prego di rimanere ancora con noi perché appunto ogni tanto la linea si perde, magari le chiedo se si può ricollegare, che magari si ripristina un attimo il collegamento audio, poi torno da lei perché ho altre domande. Intanto ringrazio e saluto Giannino Venerandi, lo conoscete tutti, storico titolare dell'Odissea di Spresiano, poi nel sindacato dei locali da ballo, insomma ci siamo visti e sentiti più volte, Venerandi, con lei, soprattutto nel periodo della pandemia, per raccontare come era cambiato e come stava cambiando il mondo della notte che però è ripreso, possiamo dirlo tutto sommato, e che adesso guarda anche agli altri. Lei ha in ballo, e non è un gioco di parole, ha in ballo una importante iniziativa a favore delle popolazioni alluvionate. Ci racconti un po'? Sì, buongiorno intanto Cristian e anche a tutti i telespettatori. La nostra è un'iniziativa solidale per dare un messaggio di vicinanza a tutte quelle popolazioni che hanno avuto questo problema. Purtroppo l'Italia, sappiamo, è un po' in difficoltà da questo punto di vista, subisce spesso problemi climatici che creano questi disagi. Anche dalle parti nostre ne abbiamo viste, quindi so cosa vuol dire avere dei problemi del genere.
Quindi per quello che possiamo fare il nostro è un contributo sicuramente molto piccolo, però spero possa dare una piccola vicinanza e anche un piccolo contributo concreto, perché il fondo economico che andremo a recuperare domani sera in una serata di ballo qui all'Odissea sarà quasi del tutto devoluto alla protezione civile appunto emiliana tramite adesso vediamo con il presidente anche della regione, il sindaco di Spresiano, di avere una personalità che possa farci da tramite, e domani sera appunto saremo qui per fare questa serata. Come avete detto, anzi state anche facendo vedere le immagini, la zona dell'Emilia è stata veramente flagellata da questo maltempo. Noi abbiamo tanti artisti che da quelle parti hanno perso i loro strumenti, le loro appunto anche abitazioni, e quindi ci sentiamo veramente vicino a loro in particolar modo, perché noi con gli artisti romagnoli abbiamo veramente tanto a che fare. È una regione solare piena di vitalità e ci ha sempre dato lo spunto proprio anche per il nostro lavoro. La terra del liscio, insomma, e quindi tanti musicisti, tante orchestre che si esibiscono all'Odissea e nei locali veneti arrivano proprio da lì, insomma, quindi c'è questo filo diretto. Allora, domani sera quindi alle 20:30 questa serata solidale e poi si va avanti tutta la notte sostanzialmente. Sì, è una serata da ballo comunque che coinvolge sia le orchestre da ballo, ma non solo, ci saranno anche altri generi musicali, dal latinoamericano alla dance più commerciale, più attuale, come si usa dire. Chiaramente questa è un'iniziativa che coinvolge gli artisti di qualsiasi genere, non solo delle orchestre da ballo, anche se l'Emilia-Romagna può essere vista come il fulcro di quel genere musicale, che poi è un modo di dire il liscio, non è che sia una disciplina che ha proprio una identità precisa, è un modo di dire che raggruppa tanti generi di ballo di coppia, quindi dai valzer, i tanghi e altro, però come dicevo coinvolgiamo anche altri artisti che fanno parte del mondo dell'intrattenimento, dai performer ai DJ ai cantanti in genere, quindi sarà sicuramente una serata che abbiamo voluto organizzare in questo periodo, perché il problema è nato da poco. Senz'altro, se ci sarà bisogno, faremo altre iniziative, anche perché non è la prima volta che siamo coinvolti in questo genere di serate. Ricordo velocemente che per alluvioni anche in Sardegna, piuttosto che il terremoto all'Aquila, o altre situazioni critiche, anche purtroppo la guerra che c'è attualmente in Ucraina, abbiamo sempre cercato di dare il nostro contributo. Il nostro è un mondo di divertimento, di spensieratezza, del tempo libero, e quando succedono problemi di questo genere chiaramente non possiamo essere insensibili. Quando noi ci stiamo divertendo altri stanno un po' soffrendo, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo sperando che possa essere da volano anche per altre iniziative. Senta, Venerandi, sì, le faccio proprio una domanda canonica, di rito quasi. Il mondo della notte è ritornato ai livelli pre-pandemia? Allora, c'è stato un momento molto intenso praticamente la primavera scorsa, quando finalmente siamo stati lasciati andare, come si dice, no? Quindi abbiamo cominciato ad avere degli allentamenti nelle nostre restrizioni e abbiamo potuto accogliere di nuovo i clienti in tutte le loro forme, quindi età e per gusti musicali, eccetera. Abbiamo avuto un grande afflusso soprattutto da parte dei giovani, i più giovani, che si vede avevano veramente bisogno di ritrovare uno sfogo e un divertimento e una socialità, che c'è stata la socialità, ma in posti non sempre adatti e idonei, perché anche come parlavate poco fa, le piazze non sempre sono luoghi
perfettamente rilassanti. Ecco. Certo, lei dice invece, e lo ha sempre sostenuto questo, più volte ne abbiamo parlato Venerandi, che le discoteche o comunque i locali sono posti più monitorati. Condivide questa impostazione, adesso la rivedo Maschio, condivide questa impostazione di Venerandi, è così? L'abbiamo visto negli anni scorsi, quando il mondo della notte non ha potuto lavorare per gli ovvi motivi che conosciamo, ed era evidente come la gente si riversasse nelle spiagge, si riversasse nelle piazze e quindi sfuggisse totalmente a qualunque tipo di controllo, sentendosi libera a volte di fare quello che voleva. I locali, devo dire nella stragrande maggioranza dei casi, sono insomma gestiti da persone professionali e che con grande professionalità svolgono il loro mestiere e a volte anche con grandi difficoltà sopperiscono al controllo di queste persone all'interno dei loro locali. Generalmente lo fanno in maniera molto efficace e quindi è importante che il mondo del divertimento in generale continui a poter lavorare nel migliore dei modi, sia messo in condizione di poterlo fare anche con una certa tutela che a volte insomma può mancare. Quindi il dialogo, diciamo così, fra questa tipologia di locali e le amministrazioni è fondamentale sostanzialmente. Assolutamente sì, parliamo di locali che ospitano migliaia di persone contemporaneamente, è evidente che sono parte integrante dell'offerta, in questo caso turistica, di intrattenimento di una località, motivo per il quale sarebbe già sufficiente questo per aver chiaro che ci deve essere dialogo fra i soggetti. È chiaro che l'intento è sempre comune, no? Quello di avere una località che funziona, motivo per il quale i locali possono funzionare. La tutela di entrambi i sistemi, il sistema del divertimento e il sistema della località è importante perché sono sempre l'idea che ci vuole una grande località per fare dei grandi imprenditori, quindi delle grandi aziende e non il viceversa. Per cui il dialogo è fondamentale per poterci garantire di svolgere ognuno quota parte la propria attività con l'unico obiettivo che è quello di far crescere le località. Ecco, poi mi piacerebbe con voi toccare, ma lo facciamo brevemente, poi ci ritorniamo nelle prossime settimane. L'altro tema, quello della sicurezza stradale. So che sia Venerandi che il comune di Jesolo sono mobilitati da questo punto di vista. Venerandi, voi state portando avanti tutta una serie di iniziative, però insomma sembra non bastare mai, no? Effettivamente il tema è molto delicato e oggigiorno purtroppo l'educazione anche stradale viene meno, sempre meno, purtroppo causa anche di cattivi esempi probabilmente. In tutti i contesti, anche nei social, vediamo che ricevono i ragazzi delle immagini o degli spunti non sempre corretti proprio per avere quella sensibilità giusta e la responsabilità che serve quando si è per le strade. Noi, come facciamo anche adesso con questa iniziativa solidale, anche nel tema della sicurezza ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo, sperando di dare sempre risalto e tenere alta l'attenzione. Come si dice, non basta mai, però tra fare o non fare io preferisco fare, quindi ho sempre fatto di tutto con i mezzi che abbiamo a disposizione, quelle attività di richiamo alla prudenza. Certo. Anche perché noi abbiamo un contatto diretto con i giovani tramite la presenza nelle sale, ma anche con i nostri canali di comunicazione, quindi cerchiamo di fare di tutto perché la sicurezza sia sempre al primo posto per loro, perché sono dei clienti ma sono anche delle persone che devono continuare a fare... Questo indubbiamente. E esatto, Maschio, sul fronte della sicurezza stradale come vi muoverete quest'estate? È evidente che i controlli della nostra polizia locale, delle forze dell'ordine sono sempre un fattore deterrente, speriamo sia sempre solo deterrente e non abbia altri fini, perché è evidente che la sicurezza stradale è il terminale di un percorso che a volte è un po' culturale, quello che diceva prima il Presidente, che noi possiamo fare una parte di prevenzione, una parte di informazione, però il tutto deve partire un po' a monte, in questo caso, anzi a valle, che è dalle famiglie, dagli insegnamenti che dobbiamo dare ai ragazzi oggi. Certi messaggi a volte
fuorvianti, di youtuber, di corse in macchina, insomma la cronaca recente, ahimè, ci ha dato una triste testimonianza di cosa a volte si comunica con troppa leggerezza, quando invece meriterebbero grande attenzione, grande delicatezza, perché argomenti come la velocità, il bere, insomma l'abuso a volte di sostanze e poi mettersi alla guida, cioè, dovremmo forse riuscire a trasmettere un po' più di consapevolezza e di responsabilità nel gestire queste situazioni da parte dei ragazzi, perché poi alla fine in macchina ci montano loro e noi interveniamo quando ci sono già. Per cui informazione, formazione, cultura, certo. Questi sono sempre degli ottimi elementi per contrastare questi fenomeni. E, Assessore Maschio, in 30 secondi, le chiedo, poi ci aggiorneremo più volte nel corso di quest'estate, come la vede questa stagione? Ci sono già numeri importanti, mi pare. La stagione sta andando bene, i primi dati anche arrivati dall'imposta di soggiorno del mese di maggio ci danno una stagione che, anche se la sensazione non è esattamente questa, ma tutto sommato ci ha dato dei numeri al di sopra dell'anno precedente, che erano già numeri importanti. La leggera flessione sul comparto alberghiero, è cresciuto un po' l'extra alberghiero, ma insomma questo sono fenomeni, flussi che variano durante la stagione. Devo dire che la sensazione appunto era che non fosse partita come una grande stagione, complice forse anche un po' l'aspetto meteorologico, perché diciamoci la verità, fino a una settimana fa l'aria condizionata a casa non l'aveva accesa ancora nessuno probabilmente, quindi il caldo aiuta sempre a incentivare la fuga al mare da parte anche degli amici veneti e non solo. I numeri comunque devo dire sono numeri confortanti, ci sta dando un'idea di un'estate che sarà probabilmente ai livelli dell'estate scorsa, che non dimentichiamo c'è stata a tutti gli effetti un'estate da record per i numeri fatti. Da imprenditore in questo caso devo dire, più che da assessore, non possiamo prendere a campione sempre la stagione migliore per fare i raffronti, perché per quanto ci auguriamo una crescita costante, a volte bisogna prendere un po' una media delle stagioni, e devo dire che comunque quella che si prospetta probabilmente sarà comunque una stagione al di sopra della media. Perfetto, io la ringrazio Maschio, grazie davvero ad Alberto Maschio, assessore al turismo del comune di Jesolo. Ci aggiorniamo presto, mentre con Giannino Venerandi ricordiamo l'appuntamento di domani sera. Ecco qui ho la locandina, perfetto, insieme per l'Emilia Romagna, martedì 27 giugno dalle 20:30, Odissea Aspresiano, con il patrocinio di tutta una serie di enti, provincia di Treviso, comune, insomma una serata danzante, però che un ritmo solidale, chiamiamolo così. Venerandi, grazie davvero, noi ci teniamo aggiornati anche sulle vostre iniziative. E adesso andiamo a Belluno dove ci aspetta, se non sbaglio, Morena Fant, che è referente del comitato Ciao. Buongiorno Morena, e cominciamo dal dire che cos'è questo comitato Ciao. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Noi siamo un comitato di Belluno che è nato da circa un anno, comitato inclusivo di azione e orientamento. Appunto noi siamo nati l'anno scorso dopo la morte di Chloe Bianco. Abbiamo deciso anche nel territorio bellunese, per quanto sia un territorio di montagna, di voler aprire un po' i confini a quello che può essere la diversità in generale. E quindi siete partiti da questo caso di cronaca che insomma tutti ben conosciamo, Chloe Bianco, tra l'altro appunto morta ad Auronzo di Cadore. Esatto, proprio per questo abbiamo deciso, l'abbiamo sentito proprio vicino, oltre che parte della comunità LGBT. Ecco, da là si è aperto, come sappiamo, un dibattito politico civile che vi ha portato appunto a creare questo comitato, questo movimento che in poco tempo è cresciuto con una serie di iniziative. A metà luglio a Belluno arriverà il primo Pride della storia della città. Sì, il 15 luglio appunto faremo il primo Pride di Belluno. Non c'è mai stato nessun evento neanche simile, e noi quest'anno abbiamo detto sì, facciamolo. Belluno Pride nasce dalle persone, per le persone, e vogliamo appunto essere presenti in un
territorio montano dove le difficoltà sono comunque già molteplici e vogliamo evitare che altri ragazzi vadano, diciamo, dalla città per cercare l'inclusività in altre realtà, città diciamo, grandi, magari in altre realtà più più grandi. comode. Esatto. Ecco, quindi partite con delle aspettative ed è inevitabile. Quella sì, la nostra idea è sicuramente appunto l'inclusione delle persone. Vogliamo comunque una città inclusiva, una città equa, sicura, accogliente per tutta la popolazione, per tutto il nostro territorio bellunese montano. Ecco, ma se ti chiedessi, se le chiedessi, Morena, qual è lo stato di salute da questo punto di vista delle persone omosessuali, transessuali in provincia di Belluno? Allora, sicuramente abbiamo un po' un problema, nel senso che è difficile affermarsi. Viviamo comunque in una società dove non è facile uscire allo scoperto, si ha molta timidezza del pensiero degli altri, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Bisogna veramente fare un lavoro approfondito, entrare nelle aziende, entrare nelle scuole, fare formazione, fare informazione. Abbiamo bisogno di spazi. Ma riuscite a farlo? Cioè, qual è la risposta? Qual è la risposta delle istituzioni, delle aziende? Qual è? Allora, allora, questi giorni, come avrete sentito, la nostra Commissione di Pari Opportunità si è riunita venerdì scorso e noi volutamente come comitato non abbiamo chiesto patrocinio a nessuno, proprio per una scelta nostra interna. Diciamo che la Commissione Pari Opportunità, a cui noi abbiamo inviato il manifesto per poter aderire al Belluno Pride, è stato rifiutato, nel senso che non hanno aderito al manifesto. E questo sta aprendo, lo diciamo, poi lo racconteremo nel corso dei nostri telegiornali, sta aprendo un dibattito politico anche abbastanza feroce tra centrodestra e centrosinistra. Sì, infatti noi come comitato stiamo ancora cercando di trovare un punto di incontro per riuscire comunque a dare una risposta alla popolazione bellunese e che hanno assolutamente tutto il diritto di avere una risposta anche da parte nostra come comitato, sia ad avere un confronto con la Commissione Pari Opportunità e i vari comuni se ci viene chiesto. Noi appunto siamo nati per l'inclusività della persona. Ovvio che facendo un Pride entriamo ovviamente a scontrarci con la politica ed è una cosa assolutamente lecita. Certo. Però lei mi diceva però, ieri ci siamo sentiti, non vorremmo strumentalizzazioni. No, esatto, noi siamo partiti appunto parlando della persona proprio come essere umano che deve essere comunque tutelato, la dignità e tutto quanto. Adesso entriamo insomma in argomenti politici abbastanza importanti a cui noi come comitato stiamo per uscire con delle risposte, comunque con quello di cui anche proprio la popolazione ha bisogno. Noi ci staremo sicuramente, stiamo un attimo decidendo come affrontare un po' la cosa, perché va affrontata sicuramente. Perché insomma diciamo che questo Pride Fanta arriva in settimane infuocate, si parla appunto dei figli delle coppie omogenitoriali, nei giorni scorsi la protesta delle mamme davanti alla procura di Padova, poi ci sono anche dei link bellunesi, insomma arrivate in un momento molto caldo da questo punto di vista. Sì, noi in realtà siamo pronti, da parte della popolazione c'è una buona risposta di partecipazione, hanno voglia di farsi sentire e per noi è importante che venga ogni tipo di persona, nel senso per noi non è fondamentale che ci sia solo la comunità LGBT, anche perché la comunità LGBT sa già di cosa parliamo e sa già quello che vogliamo chiedere. Per noi l'importante è che vengano tutti. Noi abbiamo una buona risposta sia anche come mi chiedeva prima, dalle aziende che saranno presenti, vogliono partecipare al corteo, vogliono vedere
come risponde anche la politica a noi, e ci saranno anche i politici, ci sarà il sindaco con i 4 assessori della minoranza bellunese che hanno partecipato anche a pari opportunità, quindi c'è buona risposta sia da parte della politica sia dalla parte della città. E quindi Fant, mi faccia capire, voi avete avuto l'adesione del sindaco di Belluno? Lui verrà in veste privata, diciamo che non abbiamo ancora avuto risposta. Noi come comitato abbiamo mandato a tutti i 61 comuni di Belluno l'aderenza oppure no al manifesto. Abbiamo avuto qualche risposta, ma lui per esempio non ci ha ancora risposto e verrà in veste ufficiale, cioè verrà in veste, scusate, in veste privata, diciamo così, esatto. Personale. Poi avete sentito anche parlamentari, immagino, consiglieri provinciali, presidente della provincia? No, allora Padrin per esempio ci deve ancora rispondere e anche Luca Zaia ci deve ancora rispondere, quindi noi abbiamo mandato le mail. Diciamo che voi avete invitato tutti. Noi abbiamo invitato tutti per correttezza, perché è giusto, siamo comunque, come dicevamo prima, in una comunità montana che ha bisogno di aprire un po' i vari orizzonti e abbiamo inviato l'invito a tutti. Ecco, sì. Ecco, comunque resta il fatto che un Pride a Belluno è un fatto storico, perché è il primo. Sì. Quindi lei sente, insomma, immagino lei con tutti gli organizzatori, sentite il peso di un evento di questo tipo sulle spalle? Sì, diciamo che man mano che si avvicinano i giorni sempre di più sentiamo questa cosa che da un lato ci fa veramente, noi siamo orgogliosi di organizzare il primo Pride a Belluno, anche perché siamo tutti bellunesi, quindi siamo quella parte di Belluno che non ha voluto uscire dai confini per trovare l'inclusività, ma ha voluto rimanere e provare a crederci e a far crescere un qualcosa che speriamo poi un domani diventi, insomma, un'inclusività a 360 gradi. Certo, ecco. E allora le chiedo, Fant, un ultimissimo appello. Sì. Lei dice noi siamo inclusivi, aperti a tutti, stiamo invitando tutti e quindi faccia un invito attraverso le nostre telecamere, insomma i bellunesi e non solo. Certo. Guardate, qui ho appunto il volantino del 15 luglio 2023, partiremo alle 14:30 dal piazzale della stazione di Belluno e da lì procederemo con il corteo fino in Piazza dei Martiri per farci sentire un pochino e per vedere tutte le sfumature colorate delle Dolomiti. Tutte le sfumature colorate delle Dolomiti, ecco, lasciamoci con questa impressione, ovviamente noi ci aggiorneremo nei prossimi giorni e racconteremo con la nostra redazione di Belluno questo evento per la città, per il capoluogo delle Dolomiti. Grazie Morena Fant, referente del comitato Ciao di Belluno. Allora, noi adesso siamo pronti ad andare in pubblicità, a vedere insieme il meteo. Vi ricordo i fatti di giornata, la cronaca. Siamo stati a Padova con Valentina Visentin, una grossa operazione dei carabinieri contro i furti tra le province di Padova e Verona, ma ci sono link in tutto il nord-est, anche in provincia di Treviso, 14 veicoli posti sotto sequestro, recuperata refurtiva per 150.000 euro, poi avete visto le immagini, magari poi le rivedremo nuovamente di questi ladri in azione. Poi a Conegliano con la nostra Daniela Sizia per il giallo di questa anziana trovata morta in appartamento e si deve capire se qualcuno in quell'appartamento c'è stato. Avete sentito anche le parole del sindaco di Conegliano Fabio Chiesa, e poi l'ennesimo lutto, l'ennesimo morto sulle strade della Marca. Ieri sera questo incidente auto contro Vespa e questa mattina appunto un 31enne di Follina non ce l'ha fatta. E adesso noi andiamo in pubblicità, prima però il meteo, fra pochissimo. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo.
La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia una prosecuzione di condizioni stabili, ancora con l'anticiclone africano sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 26 giugno sarà del tutto simile al weekend, dunque sarà piuttosto soleggiato, con cielo sereno o al massimo velato, senza piogge. Temperature stazionarie o in locale variazione, minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Ma spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà simile. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sgombro da nubi un po' su tutti i settori, con qualche locale addensamento soltanto in montagna. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un ampio soleggiamento, qualche isolato temporale pomeridiano sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32-35 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, tanti fatti ve ne abbiamo dato conto nella prima parte, ci ritorneremo ovviamente sul finire di questo telegiornale, ma adesso appunto il dibattito politico, perché i temi non mancano anche da questo punto di vista. Soltanto sabato il congresso della Lega allo Sheraton di Padova, con la proclamazione alla fine di una giornata di votazioni di Alberto Stefani. È lui il nuovo segretario della Lega. Parliamo comunque di quello che è stato negli ultimi anni il commissario del partito, con un partito che insomma è risultato in fibrillazione, e anche ora le polemiche non sembrano affatto chiuse. Tra l'altro proprio di questo si parla questa sera a Ring. Il sondaggio, ve l'ho già mostrato, ma ve lo rimostro: congresso della Lega, ora il rischio è quello della scissione, se sì il numero in verde, se no quello in rosso. E in questo contesto si inserisce poi il gesto di Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, uno dei comuni più popolosi e importanti della Marca, nonché presidente della provincia di Treviso, che sabato sera alle 18:04 precise ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino. Ne è nato un vero e proprio terremoto politico. Di questo e altro parliamo con Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia proprio a Castelfranco Veneto. Buongiorno Rizzo. Buongiorno a Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, e uno che conosce bene la realtà di Castelfranco Veneto perché è di Castelfranco Veneto, quindi cercheremo di capire insomma che cosa c'è sotto questa mossa di Marcon. Collegati Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, consigliere della provincia di Treviso, tra l'altro il più votato se non sbaglio Sartor, Sartor che sabato ha incrociato Marcon, poi partirei da lì. Ed c'è anche, vedo, eccolo, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, rappresentante di Forza Italia, già consigliere provinciale proprio con Marcon nel precedente mandato. Sartor, parto da lei. Lei sabato ha visto Stefano Marcon? Buongiorno intanto a lei, a tutti i telespettatori, agli ospiti. Ringrazio intanto di avermi chiamato. Sì, sabato diciamo che ho fatto l'ultima uscita ufficiale con il presidente Marcon. Naturalmente eravamo a Colfrancui, dove è stato naturalmente è stata inaugurata quest'opera stradale in questa località di Oderzo, e quindi il contesto era un contesto molto di festa conviviale, sia per i risultati che erano stati raggiunti, sia perché naturalmente sia l'amministrazione sia
la popolazione era anche molto felice di questa inaugurazione, perché l'opera era un'opera strategica importante. Naturalmente non abbiamo parlato di altro, e poi siamo arrivati anche insieme, tra l'altro, al congresso di Padova, ma di questa cosa che a poche ore avrebbe rassegnato le dimissioni da sindaco di Castelfranco Veneto, questo non lo conoscevamo. Ecco, preciso, mi piace ricordarlo, che in tutto questo contesto la provincia di per sé non c'entra, anzi Marcon anche in queste ore ci ha ringraziato della disponibilità, del lavoro che abbiamo fatto insieme, e ricordo che da Presidente della provincia non ha dato ancora le dimissioni e resterà in carica sicuramente, se non cambierà opinione, fino al 14 luglio. Perché diciamo che potrebbe cambiare opinione, ha 20 giorni a disposizione. Sì, questo è una cosa che è prevista, per cui potrebbe anche rivedere le proprie idee. Ma lei lo ha sentito Marcon dopo appunto le 18 di sabato? Vi siete sentiti ieri in queste ore? Guardi, io non l'ho cercato, ci siamo scritti comunque nella chat di gruppo, però non credo che sia il caso che noi come consiglieri provinciali in questo momento entriamo in una discussione che interessa naturalmente il Presidente, ma che è confinata all'ambito comunque della sua città, per cui sarà compito del segretario provinciale o di quello nazionale, e naturalmente di chi si occupa poi dell'amministrare di Castelfranco, entrare poi nei termini e nelle discussioni. Il resto lei dice non riguarda la provincia, questa mossa di Marcon non riguarda la provincia, e ieri Marcon di fatto ce lo ha confermato. Però farei un passo indietro e vi mostrerei il servizio di ieri sera del nostro telegiornale con le parole che ci ha affidato Stefano Marcon e la reazione di Dimitri Coin, che proprio ieri a quest'ora era ospite della nostra prima edizione. Sentite. L'unica cosa che posso dire è che con certe persone io in Consiglio Comunale non mi siedo più, che facciano loro le riflessioni. È tranchant Stefano Marcon all'indomani delle dimissioni da sindaco di Castelfranco, più che un terremoto, una tempesta, tanto per citare il dipinto del castellano più celebre, il Giorgione, così come l'opera da secoli interroga gli storici dell'arte, tante le interpretazioni, così il gesto di Marcon scuote la politica non solo trevigiana, ma è Marcon stesso via WhatsApp a suggerire la strada, e quelle certe persone in Consiglio Comunale altro non sarebbero se non i consiglieri comunali usciti formalmente dalla maggioranza nell'ottobre scorso. Da allora i rapporti si sono deteriorati. Non solo, sempre Marcon dice di voler distinguere le questioni amministrative da quelle politiche, a partire dal tema dei diritti civili e dal dibattito sui figli delle coppie omogenitoriali. Da amministratore sono più concentrato sul diritto al lavoro, all'abitazione, alla salute e alla povertà, e non per questo mi sento incivile, razzista e tantomeno omofobo. Quanto alla sua posizione nel Carroccio, Marcon si mette, testuali parole, tra quelli che professano di essere amministratori e non politici. Non penso mi espelleranno, se mi ricondurranno a un rispetto dei ruoli, cosa che condivido da sempre, mi adeguerò. Insomma, Marcon si dimette da sindaco, con tutte le conseguenze sulla provincia, ma al momento resta in Lega, in quella Lega che da poche ore ha terminato la sua torrida stagione congressuale. Dimitri Coin, segretario provinciale da febbraio, ospite della prima edizione, non nasconde come lo stupore iniziale sia diventato preoccupazione. Siamo riusciti a sentirci stamattina, ci sono 20 giorni per valutare un rientro delle dimissioni che, se dovessero andare in questa direzione, prevederebbero anche la caduta dalla carica di Presidente della provincia, e quindi di fatto sarebbe uno sconquasso importante non solo per la politica leghista trevigiana, ma per la politica trevigiana, perché stiamo parlando di un sindaco di una città di 30.000 abitanti, stiamo parlando del Presidente della provincia di Treviso, che è comunque la provincia più leghista d'Italia. La notizia è piombata sul congresso di Padova a urne chiuse mentre si aspettava la proclamazione del nuovo segretario. Tra l'altro Coin e Marcon si erano incrociati allo Sheraton poche ore prima, all'apparenza tutto nella norma, una sola battuta. Ma era assolutamente tranquillo, e quindi eravamo d'accordo di vederci in settimana. Lui mi ha risposto con una battuta e mi ha detto: Dimitri, sicuramente ci vedremo.
Una prospettiva che diventa a questo punto certezza per un incontro che, dice Coin, doveva essere fatto a suo tempo. Che la situazione di Castelfranco l'abbiamo vista l'anno precedente a Mogliano e l'abbiamo vista anche a Nervese la Battaglia. È mancata una guida politica seria a Treviso che sapesse intercettare le difficoltà dei sindaci e degli amministratori, e non solo di loro, e fosse intervenuta nei momenti opportuni. Perché quando intervieni troppo tardi e quando si sono innescate delle situazioni interpersonali è assolutamente difficile intervenire. Si è sentito solo Stefano Marcon? Stefano Marcon si è sentito solo, sì. Specie nei mesi passati. Ci sono 20 giorni per tentare di ricucire questa situazione. Io sono un ottimista di natura, però non nego che questa volta sia difficile. Sarebbe un danno, una ferita non rimarginabile. Sarebbe una ferita non rimarginabile per Castelfranco, per tutta l'area castellana, per tutta la provincia di Treviso, per la Lega in particolare, e non solo della provincia di Treviso. Allora, questo servizio fa il punto. Prima Claudio Sartor ci diceva non c'entra nulla la provincia, ed è vero, la provincia non c'entra nulla, però tutto il resto c'entra. C'entrano i rapporti all'interno della maggioranza con questi consiglieri che di fatto sono usciti dalla maggioranza nell'ottobre scorso per formare un gruppo misto, e c'entrano poi anche le linee politiche della Lega, perché di fatto c'è un attacco frontale, inutile dirlo, di Marcon alla linea Zaia sui diritti civili. Anche questo salta all'occhio, così come salta all'occhio la stoccata, che definire forse stoccata è un eufemismo, di Dimitri Coin nei confronti di Gianangelo Boff per la gestione del partito. Insomma, non solo Castelfranco, ma anche Mogliano Veneto, Nervese e quant'altro. Sartor. Allora, su alcune espressioni di Marcon ci siamo trovati un po' tutti, e anch'io sono un po' critico che a volte si inseguano certi temi, però credo che non ci siano oggi rischi particolari di scissioni all'interno della Lega o comunque di fughe. Ribadisco questo concetto perché anche qualche mese fa si parlava di molti di noi, insomma, o di qualche amministratore della Marca che sarebbe dovuto confluire in Fratelli d'Italia, mettevano anche il sottoscritto in questa lista. Alla fine non è successo niente. Siamo un partito importante, abbiamo oltre 50 sindaci in provincia, abbiamo 7 consiglieri regionali, 3 parlamentari, un eurodeputato, tante persone che si occupano comunque del governo di vaste anche di aziende importanti. Siamo un partito che ha una sua complessità, è chiaro che non sempre ci possono essere unanimità di idee sulle cose, però io credo che insomma queste fa parte anche della vita di un partito politico, quello di a volte avere degli scontri. Eravamo tra l'altro in una fase congressuale che si è conclusa con l'elezione di un segretario, tra l'altro eletto con una percentuale importante. Io credo che insomma si va avanti, lei dice. Le chiedo... Succedono in casa di tutti e succedono anche in casa della Lega, ma credo che alla fine tutto si ricomporrà. Succede nelle migliori famiglie, diciamo, lei dice sostanzialmente. Ma senta Sartor, rientrano o non rientrano queste dimissioni di Marcon secondo lei alla fine? Ci dica sì o no? Io spero che alla fine si riesca a risolvere questo problema, anche perché, le ripeto, anche in provincia abbiamo progetti importanti. Certo. Noi stiamo recuperando tante risorse per le scuole e comunque siamo un ente che si sta veramente, rispetto anche a tanti altri, muovendo su tanti settori. Per il bene dei trevigiani io spero che alla fine rientrino e si continui insomma ad andare avanti per quel percorso che stiamo portando avanti da almeno 2 anni, ma anche di più. Chiarissimo Sartor, chiarissimo. Allora, ma Guido Rizzo, lei che è in consiglio comunale, tutti raccontano di un clima esasperato, ce lo racconta lo stesso Marcon fondamentalmente, dicendo io non mi siedo più con certi consiglieri. Sentirlo da un sindaco non di un comune piccolo magari, ma da parte di un sindaco che è anche presidente della provincia, è uno dei simboli della Lega nel Trevigiano, fa uno strano effetto. Quindi è così esacerbato il clima in consiglio comunale a Castelfranco? Ma è sicuramente una frase pesante.
è una frase pesante, probabilmente più pesante addirittura di quella che era uscita il giorno prima, nel giorno delle dimissioni, dove era stato tutto un po' più velato da tutto il messaggio che Stefano aveva messo anche sul suo profilo social. Tengo a dire che quello che traspariva da quel messaggio era quello forse anche di una persona che portava con sé una certa sofferenza sui temi, sulla situazione appunto nel suo gruppo consigliare, e credo che questo comunque vada in qualche modo analizzato e comunque rispettato in qualche maniera come persona proprio. Dopodiché sì, c'era stato a ottobre una scissione all'interno del suo gruppo consigliare. Era una scissione che si era determinata per delle cause di discussione all'interno del gruppo, ma che poi alla fine, dopo il sostanzialmente rimpasto di giunta che Stefano stesso aveva fatto appunto a ottobre, si era tutto sommato calmata. I 3 consiglieri di maggioranza, li dobbiamo chiamare così, che erano parte del gruppo misto, alla fine hanno quasi sempre votato a favore delle delibere che sono venute in Consiglio Comunale. In alcuni casi si sono astenuti, ma hanno mantenuto il numero legale per poter appunto votare le delibere. Quindi diciamo che la Giunta non era in bilico. Allora, il problema forse era fuori dal Consiglio Comunale, cioè c'era una dialettica interna o trasversale tra questo gruppo e l'ex diciamo, gruppo consigliare della Lega, che poi chiaramente aveva dei risvolti all'interno della Giunta, che evidentemente rendeva la vita più difficile del previsto al sindaco. Questo lo possiamo dire, cioè era questa la situazione, era una situazione di dialettica costante. Però non si è mai arrivati, tantomeno anche recentemente, a percepire una situazione di tale disagio, di tale criticità, soprattutto di criticità amministrativa, che potesse far pensare a una Voi però avete così chiesto al sindaco dimissionario, a Marcon, di ritirare le dimissioni. Assolutamente, perché secondo noi è assolutamente importante che si distingua tra quelle che sono le tematiche politiche, anche di partito, come abbiamo visto nel servizio, come abbiamo visto nel messaggio, personali in qualche caso, da quelle che sono dinamiche amministrative. Cioè, qui non stiamo semplicemente discutendo tra mi dimetto o non mi dimetto da una carica di sindaco, qui stiamo discutendo del destino di una città che rischia di stare 9 mesi, non 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 9 mesi con un commissario prefettizio. Questo vuol dire 9 mesi ingessata su tutte quelle che possono essere delle pratiche importanti per il comune di Castelfranco e per i cittadini di Castelfranco. Perciò in questo caso, secondo me, secondo Fratelli d'Italia, va assolutamente spinta quella che può essere un ragionamento, un punto d'incontro per arrivare a una soluzione di responsabilità. Perché la città ha bisogno una soluzione di responsabilità. Allora, ieri ero a Castelfranco, ho parlato con gli esponenti del Partito Democratico, in realtà anche con Luciano Lussin, Maria Gommierato, insomma volti molto noti della politica castellana. Gli esponenti del Partito Democratico, a partire da Sebastiano Sartoretto, che era lo sfidante di Marcon e che aveva ottenuto anche un buon risultato, la definisce marconata, cioè dice Marcon già aveva annunciato di non volersi ricandidare a sindaco per il secondo mandato, aveva fatto intendere che appunto non si sarebbe ricandidato, non avrebbe corso, e poi invece è andata come è andata e siamo alle solite. Lei condivide questo ragionamento di Sartoretto, Zorzi, da segretario del partito? Sì, lo condivido, e come da segretario del partito. Dirò di più che parlo da castellano, prima ancora che da esponente di un partito politico. Da castellano quello che abbiamo davanti ha dell'incredibile, nel senso che ci troviamo con una maggioranza che ha manifestato in questi anni, appunto da come è iniziato anche questo secondo mandato, ereditando di fatto una città divisa, spaccata a metà. Una maggioranza a corto di ambizione, di visione, che si è limitata, seguendo il primo mandato di Marcon, alla ordinaria manutenzione dell'esistente, che ora si incarta in una questione di beghe puramente personali. Io da castellano non posso che manifestare una profonda indignazione, ma questo lo dico, ripeto, al di là dell'appartenenza politica. Quello che sta succedendo è dai responsabili. Cosa mi aspetto adesso? Si parla di appunto una ennesima marconata, quindi un ritiro delle sue dimissioni, oppure le confermerà.
Io non so cosa aspettarmi francamente in questa situazione. Quello che posso dire è che molto probabilmente siamo ormai all'ultimo capitolo di una storia funesta per Castelfranco, che è iniziata 13 anni fa con la prima amministrazione Dussin, il quale non è riuscito di fatto a terminare il suo mandato senza dei sommovimenti interni, perché anche Dussin aveva perso pezzi importanti della maggioranza, tant'è vero che poi non si è ripresentato per il secondo mandato. Marcon nel mandato precedente, in cui ero in Consiglio Comunale, anche lì aveva perso pezzi della sua maggioranza, e arriviamo adesso a quest'ultimo capitolo. Io credo veramente che al di là di come andrà a finire, se ritirerà le dimissioni tra 20 giorni oppure no, ripeto, credo che siamo all'ultimo capitolo di questa storia, che ha dimostrato la totale inadeguatezza della maggioranza di centrodestra di amministrare una città con grandi potenzialità, con grande bisogno di futuro e di ambizione che ha Castelfranco Veneto. E se si va al voto, Sartoretto sarà di nuovo lo sfidante di Marcon? Ma prima di arrivare diciamo sui nomi, io credo che... di Marcon, giustamente sarà no, ma non è questione di nomi, e arrivo alla sua domanda, non voglio certo eluderla. Però questo ha dimostrato, tra l'altro, quello che sta succedendo in questi giorni, e le parole di Marcon, tra l'altro, ci danno perfettamente ragione quando criticavamo il bluff della filiera leghista, no? Per cui si diceva, siccome c'è il Presidente della Regione, siccome abbiamo anche la provincia, allora è una filiera che funziona, che porterà grandi successi a Castelfranco. Si vede adesso l'attacco che porta Marcon direttamente a Zaia. Un attacco tardivo, perché probabilmente si sarebbe dovuto svegliare prima, quando Zaia aveva deciso di smobilitare il nostro ospedale, per esempio, o con Salvini, visto che siamo ancora in attesa della bretella di collegamento alla superstrada pedemontana, che per noi è importante. Quindi lei dice non serviva aspettare i diritti civili? No, direi che è abbastanza un pretesto questo per creare polemica. Secondo me Marcon aveva ben più importanti pretesti per creare uno scontro, diciamo, ma giustamente per il bene della comunità, che era ad esempio sul tema dell'ospedale. Detto questo, io credo che adesso, al di là, ripeto, di quello che andrà a finire, prendendo consapevolezza del fatto che il centrodestra a Castelfranco si sta dimostrando inadeguato ad amministrare questa città, noi dobbiamo lavorare su un progetto che sia un progetto di grande ambizione e di coraggio, esattamente come è stato fatto a Vicenza, quindi facendolo vivere tra le persone. Ci vorrà un anno, ci vorranno i 2 anni e mezzo di scadenza naturale, quello che è, noi dobbiamo far vivere un progetto che dimostri ai castellani che c'è un'alternativa forte in grado di dare un futuro serio a questa città. Rizzo, no, la sentivo contrariata. No, sì, assolutamente, perché qui stiamo vivendo una situazione particolare, però questo secondo me non ha nulla a che vedere con la progettualità che è stato portato avanti finora da un'amministrazione di centrodestra, che invece sta mettendo in campo, soprattutto in questi 2 anni e mezzo, delle opere infrastrutturali importantissime per la città. Parliamo per esempio delle 2 rotonde che stanno nascendo. Sì, Zorzi sottolinea che sono come se fossero inutili. Voi abbassate le aspettative dei cittadini e una rotonda diventa il ponte sullo Stretto di Messina. Noi abbiamo le nostre problematiche e lo Stretto di Messina ha le sue. La statale di Castelfranco, la circovolazione di Castelfranco, metteva i cittadini in condizioni veramente pessime nel momento in cui dovevano attraversarla negli orari di punta. Con questa soluzione siamo andati a risolvere questo problema. Siamo andati a intercettare risorse del PNRR per gli asili, per strutture che servano agli anziani. Il lavoro siamo andati a fare un lavoro di progettualità, sicuramente. Poi ci sono state delle situazioni, quelle che viviamo oggi, che sono legate a un rapporto all'interno della Lega, questo mi preme sottolinearlo, ma la progettualità dell'amministrazione, di come si stava portando avanti, e anche il lavoro che come centrodestra noi volevamo portare avanti su tante altre strutture, su tante altre risorse che la città ha, sono da sottolineare. Poi si può sempre fare meglio, c'è il tempo di fare meglio, tutti noi abbiamo. Quindi nel caso in cui si vada a nuove elezioni toccherà scegliere un candidato di Fratelli d'Italia per il centrodestra. Nel caso in cui adesso dobbiamo risolvere questo tipo di problematica, ed è importante che ai cittadini non venga negata la possibilità di avere un'amministrazione per 9 mesi. Nel caso in cui, quando si dovranno fare delle elezioni, si faranno dei ragionamenti che sicuramente nell'alveo del centrodestra ci sono e saranno in grado di portare una proposta valida ai cittadini di Castelfranco per come se lo meritano. E perché no, Crosato, si aprono anche i giochi per un candidato sindaco di Forza Italia. Beh, intanto un saluto a Guido, Giovanni e Claudio, ciao Cristian e a tutti i telespettatori.
Sì, diciamo che è un po' prematuro. Io sai che sono in provincia, mi ritenevano i miei stessi un marconiano e quindi spero sempre che Stefano ci ripensi. È divertente sentendo gli amici di Castelfranco come spesso in provincia veniva attaccato perché tutte le risorse andavano a Castelfranco o comunque sulla Castellana, mentre adesso sembra che insomma non abbia fatto nulla. Cito, che ne so, il convito Mattioli, la palestra, il interventi che comunque che sono stati fatti dalla provincia proprio e che sono stati poi criticatissimi dall'opposizione perché comunque essendo presidente della provincia, quindi non lo invidio da questo punto di vista del doppio ruolo da sindaco e presidente della provincia. Poi conosciamo tutti Marcon, cioè Marcon non è un politico corretto, è molto, diciamo, istintivo, ma è anche molto pragmatico. Io mi sono trovato nei miei anni benissimo perché mi ha sempre lasciato lavorare, l'assessorato che avevo, gli assessorati che avevo, quindi diciamo è uno che se ha fiducia. Però se non ha fiducia si incavola. Beh, come tutti penso, quindi poi non dimenticate anche il fatto che è un momento difficilissimo, cioè, per i comuni, quindi in questo momento anche un sindaco spesso una giunta si trovano soli. Si trovano soli perché tante volte tu avevi i tuoi che ti chiedono delle cose, giustamente sai che non potrai realizzare perché comunque ci sono carenze sia di personale da una parte, con anche ultimamente questi folli decreti che vanno a modificare un po' la pianta organica e non riesci più a assumere, e dall'altra la carenza cronica di risorse, perché magari il PNR ti dà la possibilità di fare interventi sul digitale, tu hai bisogno di fare una piazza o hai bisogno di mettere le buche sulle strade, quindi, cioè, lo capisco, e non sempre i tuoi hanno la sensibilità di capire e di difenderti e quindi cominciano i primi screzi e vai in difficoltà. Io ricordo sempre Conegliano, ricordo Ponte di Piave gli anni scorsi, quindi comunque ci sono degli esempi storici in cui poi dall'altra parte viene premiato il sindaco che ha il coraggio, o viene sfiduciato o dà le dimissioni, molte volte poi viene premiato dall'elettorato. Senta Sartor, torno da lei per ritornare sulle parole di Coin. Coin ha detto Marcone è stato lasciato solo, facendo intendere che è stato lasciato solo da Gianangelo Boffo, comunque dalla precedente segreteria, così come è successo per Davide Bortolato Mogliano, così come è successo per Nervesa e quant'altro. Condivide questa impostazione, questo ragionamento, queste parole dure che Dimitri Coin ha pronunciato qui ieri? No, io non le condivido. Ritengo che Boff abbia fatto il meglio come commissario della Lega. Si sia trovato sicuramente in alcune partite difficili. Alcune è riuscito a risolverle, altre come a Mogliano sicuramente sono state molto più difficili. E naturalmente un segretario poi provinciale non può naturalmente mettersi nella testa anche dei singoli consiglieri, come è avvenuto a Nervesa, ecco. Quindi alcune partite difficilmente si riescono a giocare perché la componente locale è forte, insomma, a volte questo è la realtà dei fatti. Il fattore personale, diciamo così, il fattore delle relazioni. Come? Il fattore personale, il fattore delle relazioni. Sì, esatto, però sono spesso dinamiche locali. Io credo che un segretario provinciale alla fine non riuscirà mai a arrivare ovunque, e infatti insomma, se andiamo anche a ripercorrere la storia di questa provincia negli ultimi 10-20 anni, sono cambiate le sigle politiche, ma tutti si sono trovati alla fine con qualche amministrazione che è andata in crisi per questo, per quel consigliere, quindi sì, siamo realisti poi sulle cose. Ma qui noi abbiamo un segretario provinciale, tra l'altro, di un partito di peso come il Partito Democratico. Prego, Sartor. No, dicevo, forse essere soli, sì, ha ragione, forse mi sposo di più il discorso che ha fatto Rosato. In questo momento siamo soli per altre cose, ci mancano forse
delle sicurezze sicuramente come sindaci rispetto a tante dinamiche che stiamo affrontando, non ultima quella di venire a capo su tanti cantieri per quanto riguarda anche il PNRR, cioè non ci sono aumentati i costi dei materiali, abbiamo opere ferme e non sappiamo a volte come recuperare le risorse. Su questo sì, i sindaci in questo momento sono soli. Io stamattina, scusate, mi hanno portato un preventivo di un'opera, è cambiato nel giro di pochi mesi. Questo naturalmente mette in discussione sempre il lavoro che stai facendo. Sì, c'è tanta solitudine nei primi cittadini. Però c'è solitudine, ma la filiera politica adesso è completamente in mano al centrodestra, comuni, buona parte dei comuni, provincia, regione, governo, quindi dov'è il problema sostanzialmente? Chiedo a Sartor, ma anche a Crosato, anzi Crosato, mi risponda lei, nel senso, adesso non ci sono scusanti politiche da un certo punto di vista. Beh, non sempre vai a cozzarti con quella che è l'attività politica, ma poi i preventivi sono motivati da altre cose, da logiche di mercato e quant'altro. Certo, ma gli strumenti in mano ai comuni, quindi al di là dei trasferimenti, le norme, il personale. Ma guardi, anche oggi io mi sono sentito con un sottosegretario e molte volte abbiamo visioni diverse, anche solo la visione geografica ci pone a delle condizioni molto, molto diverse tra i due e quindi c'è una discussione. E quindi molto spesso, e capisco anche che il governo è da un anno e non può aver risolto tutti i problemi di sto mondo amministrativo, però comunque vai a fare pressione a dire perché quella normativa è così, perché non puoi fare in altro modo, e alla fine un po' si riduce a questo. Dopo è vero che la filiera politica ormai è completamente di centrodestra, almeno nelle nostre zone, però comunque non è solo una logica politica ed è giusto che sia così, e comunque c'è una discussione, l'Italia è grande, c'è una discussione anche su tutti i tavoli perché comunque siano rispettati i diritti di tutti. È ovvio che quando parliamo ad esempio di ridistribuzione della quota IRPEF di aiuto ai comuni c'è una logica geografica, non c'è solo una logica di partito. Assolutamente. E Zorzi? Ma da segretario provinciale riconosco la difficoltà di riuscire a gestire certe dinamiche, la dialettica che definirei anche abbastanza naturale, ad esempio tra l'amministrazione e i circoli di un territorio. Nel mio caso, ad esempio, è una cosa abbastanza che succede di frequente, no? Per cui i militanti di un territorio, il loro circolo, chiaramente si trovano nelle condizioni, ad esempio, di reclamare qualcosa che chi invece in amministrazione non è in grado di assicurare, perché è chiaro, da una parte hai una dimensione che è quella, no, della dimensione politica, dall'altra una dimensione più strettamente amministrativa, e quindi ti devi anche misurare con quelle che sono le regole di ingaggio, insomma, di un'esperienza amministrativa. Però di solito la dialettica è una dialettica che comunque rientra nell'ambito politico, cosa che non è invece, che non riguarda la situazione di Castelfranco. E qui io dico a Rizzo che come maggioranza voi non potete chiamarvi fuori da queste dinamiche, perché cioè, comunque si tratta di una situazione che ha un elemento esclusivamente personale, perché è stato detto non ci sono stati voti che hanno affossato un provvedimento in Consiglio Comunale, non c'è stata un'iniziativa politica che è andata contro a sfiduciare, a manifestare una sfiducia nei confronti di Marcon. Una questione personale. La maggioranza credo che abbia l'obbligo di evitare che queste questioni personali trascendano. E insomma, voi avete anche un assessore in giunta, sei presidente di una commissione, credo che insomma da questo punto di vista non è troppo facile dire è una questione che riguarda solo la Lega, perché ad esempio quando succede da noi, che abbiamo maggioranze molto composite, non ci permetteremo mai di dire è una questione che riguarda una componente, la lista civica che sostiene il sindaco o il PD, perché siete chiamati tutti insieme ad amministrare Castelfranco e a dare una risposta ai cittadini. Quindi lei dice, Rizzo, doveva fare da paciere. Ma io lo cerco di fare, e mi sembra che anche nelle dichiarazioni che sono uscite recentemente e che voi stessi avete citato, ci sia da questo punto di vista la nostra volontà di fare da paceri. C'è assolutamente, e ritengo che questa sia assolutamente la strada. Poi è chiaro che noi dobbiamo cercare di portare
il meglio che possiamo, ma è evidente che la questione è nata all'interno del gruppo e del gruppo della sì, Lega. Ma è la maggioranza che va in crisi. Assolutamente il tema è all'interno della maggioranza, però noi come maggioranza, mi sembra, noi come Fratelli d'Italia, ma penso anche gli altri gruppi che non sono all'interno della Lega, si sono esposti per cercare di risolvere la questione proprio per il bene della città, ce ne rendiamo assolutamente conto. Però ecco, entriamo proprio nel concreto. Nei prossimi giorni Stefano Marconi incontrerà Dimitri Coin, probabilmente, no? Si cerca una ricucitura. Ma in che cosa consisterà questa ricucitura? Cioè, lei l'ha capito, perché comunque un Coin psicologo che fa terapia, diciamo così, tra sindaco e consiglieri comunali, che cosa? O qualcosa del genere, me lo aspetto. O il sindaco o Marconi sta chiedendo lo scalpo di qualche consigliere. Però se lo fa va sotto in maggioranza. Cioè, correggetemi se sbaglio in questo ragionamento. Marconi ha fatto delle richieste ieri, le abbiamo viste, perciò credo che il compito di Coin sia quello di cercare di trovare una quadra, una mediazione tra quelle che possono essere le richieste di Marconi. Cioè, questi consiglieri non possono sparire da un momento all'altro. Questi consiglieri hanno un'ampia possibilità di scelta tra quello che possono fare, poi sta chiaramente a loro e sta chiaramente... Rientrare in maggioranza, per esempio. Beh, questo è quello che io penso sia la scelta migliore, cioè credo che la soluzione migliore sia quella di trovare una quadra che soddisfi chiaramente tutti e che, come si sa, nelle discussioni delle famiglie che citavate prima, come nelle discussioni aziendali, soddisfare tutti vuol dire che ognuno deve cedere qualcosina. Soddisfare tutti per rientrare in maggioranza e continuare il lavoro che avevamo. È chiaro, sono usciti dalla maggioranza, non sono tecnicamente usciti dalla maggioranza. Non sono tecnicamente usciti dalla maggioranza, nel senso che comunque, esatto, dalla maggioranza, dal gruppo. Esatto. Ha ragione in questo caso Zorzi, hanno quasi sempre votato con la maggioranza. Un sostegno esterno. Ma si sono in qualche maniera autoesclusi da quello che può essere un po' il gruppo di maggioranza. Hanno sostenuto la maggioranza, hanno votato con la maggioranza, ma in qualche modo si sono autoesclusi da quello che può essere il gruppo della maggioranza. Però resta il fatto che da questa dinamica dipende un po' lo scacchiere politico trevigiano, insomma non è così banale, o no? Assolutamente no, ma questo chiaramente dipende dalle... È in questo senso che secondo me la Lega e Coin dovranno fare delle valutazioni, perché è chiaro che parliamo del sindaco della seconda città più importante della provincia, del presidente della provincia, lo scacchiere, come dici giustamente tu, della provincia di Treviso. Non è, come dicevo all'inizio, semplicemente un mi dimetto o non mi dimetto. A me interessa molto nel particolare la situazione della città di Castelfranco e dei cittadini di Castelfranco e di tutte le scelte che avevamo in itinere e che andrebbero a bloccarsi se ci fosse un commissario. Però chiaramente si parla anche di politica, come diceva mi sembra ieri Coin, a livello di provincia e forse anche al di fuori della provincia. Crosato. Cristian, se posso. Prego. Secondo me Marconi sta chiedendo un atto di responsabilità ai consiglieri, quindi mettere da parte magari certe richieste personali che non sono personali proprie, diciamo, personali politiche, cioè magari alcuni interventi, e quindi vuole ricomporre in questo modo, cioè ritornando ha un'importanza strategica di quello che può fare come sindaco, come giunta, come maggioranza. Quindi credo sia quello, avendo interpretato le sue parole e anch'io i messaggi che ho visto, insomma, credo sia quello importante. Guardate, dovete anche mettervi nei panni però di Stefano, perché Stefano comunque secondo me ha fatto un grande gesto anche di responsabilità, manifestando anche le sue difficoltà, che non è mai facile in politica vedere qualcuno che fa un passo indietro e dice guarda, io non sono capace di fare questo, datemi anche una mano a risolvere determinate cose, e ha posto la discussione proprio sulla sua persona dando le dimissioni, contando che comunque lui non è un politico di professione, perché sapete benissimo che ha la sua azienda, le sue attività che vanno benissimo, quindi comunque può scegliere anche di fare altro. Quindi una politica in cui tutti lottiamo contro i professionisti della politica, lui ha fatto una cosa secondo me comunque apprezzabile, quella di dare le proprie un gesto, lei dice, di coerenza. Condivide questa analisi, poi, Sartor? Sono questioni personali. Io non darei mai dimissioni.
preferirei essere sfiduciato, sinceramente, perché quando comunque si è eletti si ha una certa responsabilità, quindi è evidente che alla fine devono essere altri che non condividono la linea di dover sfiduciare. Questa però è un'interpretazione assolutamente personale. Quindi lei dice: io non avrei dato le dimissioni. No, io da sindaco non lo farei mai, sinceramente. Se vogliono mandarmi a casa, cosa che sinceramente non è mai capitata, che lo facciano i consiglieri, come è avvenuto in altre parti. Però è chiaro che noi abbiamo un mandato popolare forte e alla fine deve essere rispettato per quanto si può. Ma se Marcon ritirasse le dimissioni, Sartor, non so, salverebbe la faccia? Perché arrivati a questo punto... Non sono un opinionista, però ripeto, io preferirei che non dasse le dimissioni, le ritirasse, perché ritengo che ci sia molto da fare, soprattutto in ambito provinciale, e non possiamo permetterci di fermarci in questo particolare momento storico in cui soprattutto le dinamiche del PNRR devono portarci a avere delle maggioranze forti che sappiano proporre progetti e mandare avanti le infrastrutture che servono ai cittadini di questa provincia. Quindi lei dice Marcon deve ritirare le dimissioni, insomma, e se le ritira... Continuare a lavorare tranquillamente nei prossimi mesi con tutte le ambizioni che abbiamo per i progetti per quanto riguarda la provincia, sulle scuole, sulle strade e in particolar modo anche su altri temi di cui discutevamo in questi giorni in provincia, anche di carattere sociale, e sui quali insomma io apprezzerei molto che alla fine si portassero avanti compiutamente. Certo, tra l'altro province, ricordiamolo perché questo è un altro elemento, che torneranno elettive molto probabilmente dalla primavera del prossimo anno, perché in prima commissione al Senato è passato un disegno di legge unificato che dà il via libera al ritorno alla disciplina pre del Rio, per intenderci, quindi a quello che accadeva prima del 2014. Anche questa è una variabile non di poco conto, Zorzi. Riguardo la scelta di Marcon? Riguardo la scelta, non lo so, può essere un altro elemento. Non credo che nelle valutazioni che sono state fatte da Marcon c'entri qualcosa, come ha detto giustamente il sindaco di Cornuda, c'entri qualcosa della dinamica provinciale, quindi non penso... Però si apre un effetto domino che arriva fino lì. Certo, si apre un effetto domino, dopodiché da quello che insomma risulta anche dalla normativa vigente si aspettano poi 90 giorni e verranno proclamate le perché nuove è chiaro, elezioni. dico solo una suggestione, no? Se il presidente della Lega rinuncia o comunque si dimette dalla carica di sindaco e quindi da presidente, una forza politica alleata del centrodestra come Fratelli d'Italia potrebbe dire: beh, avete perso il turno, tocca a noi il prossimo presidente elettivo della provincia di Treviso, o no? Fa difetto questo ragionamento, Rizzo? Fa difetto, ma non sono scelte che secondo me in questo momento sono all'ordine del giorno. Credo che poi lì ci sia per come è adesso c'è tra l'altro un dibattito all'interno delle forze politiche, dei vari gruppi politici della provincia, e poi se in effetti, come sembra, si andrà al voto nella primavera del 2024 anche per il Presidente della provincia, mi viene da dire, finalmente ai cittadini di nuovo eleggere anche il Presidente della provincia. Perciò credo che in questo senso io e Zorzi ci troviamo d'accordo. Io non credo che nella valutazione di Marcon ci sia subentrato il tema della provincia. Sicuramente, se vogliamo dire da un punto di vista logistico, forse tecnico, è un problemino in più, perché servirebbe eventualmente un presidente ad interim, se vogliamo, che porti la provincia da i 90 giorni di scadenza fino eventualmente alle elezioni. Vuol dire un presidente che magari farebbe anche fatica in qualche modo ad ambientarsi, a trovare un po'... si deve andare al voto, si va al voto col presidente tra i sindaci. Perciò alla fine però si ritroverebbe un presidente che poi va in scadenza nel 2024, certo. Perciò alla fine farebbe, non so, 6 mesi, 8 mesi di meno forse di mandato, e perciò si farebbe fatica a fare quello che spera Sartor, cioè a portare avanti quelle istanze fino al metà del 2024. Ripartiamo da qui subito dopo la pubblicità, fra pochissimo.
Giovanni Zorzi, segretario provinciale di Treviso del Partito Democratico, Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Castelfranco Veneto, Claudio Sartor, consigliere provinciale e sindaco di Cornuda Lega, Emanuele Crosato, Forza Italia, sindaco di Cessalto. Siamo partiti ovviamente dalle dimissioni di Stefano Marcon e dal terremoto politico che ne è seguito e tuttora in corso. Ci sono diverse incognite, insomma gioca a carte scoperte lo stesso Dimitri Coina, che ieri era nostro ospite e che parla di una possibile ferita per la Lega trevigiana. È chiaro che le dimissioni di Marcon aprono un effetto domino che arriva fino alla provincia che, dicevamo prima della pubblicità, probabilmente andrà a elezioni nella primavera del 2024, perché le province con ogni probabilità per l'appunto ritorneranno elettive. Questo in una primavera tra l'altro contrassegnata da altri appuntamenti elettorali. Ci sono tantissimi comuni che vanno al voto, 55 nella Marca Trevigiana, quindi è la tornata elettorale amministrativa principale. Ci sono poi le europee, quindi insomma Zorzi si preannuncia una primavera calda e già insomma immagino che le segreterie stiano scaldando i motori. Beh certo, perché è l'appuntamento, insomma, quello col turno generale delle amministrative, che chiama in causa direttamente il lavoro dei circoli e delle segreterie provinciali. Noi quindi eravamo perfettamente consapevoli del fatto che nella primavera del 24 ci sarebbero state le europee e ovviamente le 56 amministrative in giro per la provincia, con comuni anche importanti, tra cui Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Paese. Quello che invece non era stato previsto e per il quale siamo ancora in attesa di conferma sono le elezioni provinciali. Calderoli ha annunciato che entro la primavera, anzi l'intenzione sua è quella di mandare al voto in contemporanea con amministrative europee, quindi creando obiettivamente un ingorgo elettorale non da poco, il 9 di giugno, perché è già stata stabilita la data per le europee, quindi immagino che si vada verso un election day con amministrative e quindi provinciali il 9 giugno. Ecco, io naturalmente quello che mi sento di dire, e quello che stiamo condividendo anche con i segretari dei circoli, i nostri amministratori, è quello di lavorare al meglio, più che altro perché un appuntamento elettorale così importante, che chiama in causa 3 livelli di governo, dal comune alla provincia per arrivare poi al governo appunto europeo, non sia un appuntamento snobbato ai cittadini. Quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare perché i cittadini siano consapevoli di questo importante appuntamento, compreso quello delle provinciali, perché il rischio è che tra le amministrative, che chiaramente hanno già una pista di lavoro già avviata, e le europee, che hanno invece dalla loro il voto d'opinione nazionale, che si concentrerà, perché è evidente che il dibattito nazionale adesso si sta già concentrando sulle europee, chi poi ne risenta sia proprio la provincia, perché ritengo che insomma sulla provincia ci sia da investire molto, anche alla luce di tutte quelle critiche che sono state mosse alla legge Del Rio, secondo me critiche anche impopolari, perché quella legge Del Rio, ricordo, doveva essere completata dalla riforma costituzionale che mai c'è stata. Che doveva andare verso l'abolizione totale delle province. Ma a questo punto giusto ripristinare l'elettività? Beh, noi siamo a favore perché ci siamo resi conto che, ripeto, non essendo riusciti a portare a compimento il percorso previsto dalla riforma costituzionale del 2016, a questo punto ha senso tornare alle province elettive, tanto più che questo, mi auguro, possa essere poi anche l'occasione per dare molte più risorse alle province, perché allo stato attuale le province si trovano comunque a svolgere le stesse funzioni che avevano prima della legge Del Rio, ma senza le risorse e soprattutto senza la legittimazione democratica, che è un elemento importante. Quindi dal nostro punto di vista bene, però cerchiamo di prepararlo al meglio questo appuntamento. Chiedo velocissimamente, giusto o sbagliato ritornare alle province elettive? Giochiamo a carte scoperte. Nel corso di questi ultimi anni quasi tutte le forze politiche
parlando di provincia hanno assunto posizioni diverse. C'è stato un periodo in cui quasi tutte le forze politiche parlavano di province come poltronifici, c'è stato messo poi una X sopra, poi adesso ritornano, insomma il dibattito è sempre aperto, no? Lo abbiamo anche scritto, c'è una I in più mi pare, tiriamola via vi prego, province, grazie mille. Ecco, Crosato, giusto ritornare all'elettività? Ma assolutamente sì, credo sia doveroso. Io non entro più nella discussione nella del Rio perché, come dice Giovanni, facciamo un punto e andiamo avanti e superiamo anche quelle divisioni e guardiamo con grande ottimismo alle nuove elezioni. Attenzione anche nei mesi in cui, se, e ripeto, Marcon non ritira le dimissioni come io spero e gran parte degli amministratori sperano, anche quei 9 mesi saranno importanti perché abbiamo tantissime opere del PNRR in tema di scuole, strade, ma anche alcune cose importantissime e servizi rivolti ai comuni che sono veramente necessario, ad esempio l'assunzione di personale, la stazione appaltante unica, cioè abbiamo veramente un grandissimo lavoro da governare anche questi 9 mesi, quindi anche nel caso ci dobbiamo tornare al voto sarà importantissimi questi 9 mesi, ci sia una persona di grande responsabilità e che porti alle prossime elezioni provinciali che diano di nuovo grande dignità a un ente che abbiamo visto serve, lei dice servono, le province servono. Sartori, immagino che da consigliere provinciale anche per lei insomma le province servano. Guardi, per anni abbiamo fatto il dibattito, sembrava che il problema di togliere le province fosse quello di non vederci più la targa automobilistica, no? E basta E invece le province hanno contenuti importanti. La provincia di Treviso ha 1200 km di strade, 550 ponti da gestire. Tra l'altro sono spesso quelle strade che passano nei piccoli centri o nei luoghi più sperduti della nostra provincia. Tutti gli istituti secondari, la stazione appaltante, come diceva Crosato, tante materie anche di organizzazione amministrativa nel campo dell'ambiente, cioè è un ente che aveva dei contenuti per cui è stato spogliato sia delle risorse sia però anche della programmazione, perché la politica non va intesa esclusivamente come un costo, la politica è programmazione, è visione di un territorio. Secondo me questo è mancato. Sicuramente c'è stata, per fortuna, almeno in provincia di Treviso, una classe di amministratori che anche con poche risorse ha cercato di portare avanti diverse progettualità e c'è stato e ci è riuscito, insomma, lo vediamo dai risultati che abbiamo ottenuti, soprattutto per quanto riguarda i bandi dell'edilizia scolastica. Però non basta, non serve risorse certe, serve una testa politica che faccia programmazione vera sul territorio. Allora, grazie davvero Claudio Sartor, consigliere provinciale e Lega, sindaco di Cornulla. Grazie Emanuele Crosato, Forza Italia, sindaco di Cessalto. Grazie Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia Castelfranco Veneto, epicentro del terremoto politico di questi giorni. Grazie Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico Castellano Doc. E quindi insomma staremo a vedere le evoluzioni di questa vicenda. Vi posso dire che il nostro Lucio Zanato è sulle tracce di Stefano Marcon, quindi creiamo un po' di suspense in vista del telegiornale di questa sera. Allora, grazie a tutti voi, vi do degli aggiornamenti finali, ripercorriamo un attimo insieme quello che è avvenuto nella giornata di oggi, a partire dall'ennesima tragedia sulle strade della Marca con la morte di Matteo De Luca, un giovane trentenne che ieri sera è rimasto vittima dell'incidente stradale
avvenuto a Soller, frazione di Cison di Valmarino. Matteo stava percorrendo via Re di Puglia in direzione Cison a bordo della sua Vespa quando è avvenuto lo scontro con una Clio che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è stato micidiale, è stato ricoverato al Cafoncello e lì trasportato in gravissime condizioni e si è spento nelle scorse ore. Chiaramente ci sono delle famiglie, c'è una comunità attonita per questa ennesima vittima. Parliamo della 34esima vittima della strada in provincia di Treviso da inizio anno. Poi vi abbiamo dato conto, ci siamo collegati più volte con Padova, questa mega operazione dei carabinieri di Padova contro una banda specializzata in furti a negozi e abitazioni. Queste le immagini che sono state fornite dagli stessi militari, colpi un po' ovunque tra Verona, Padova, coinvolta anche la Marca trevigiana, anche il Friuli Venezia Giulia. Fatto sta che ci sono stati 14 sequestri, 14 auto sequestrate, 150.000 euro di refurtiva recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Questa la cronaca di giornata. Poi avete visto, ci siamo collegati anche con Mestre, dove nella notte di sabato c'è stato quell'investimento terribile, quel ragazzo finito sotto un treno di 25 anni. Anche lì le indagini sono in corso, così come le indagini sono in corso anche a Conegliano per fare luce su quello che appare come un giallo. Questa 72enne trovata morta in abitazione, nella propria abitazione, l'appartamento sottosopra, soqquadro, insomma si ipotizza che possa essere entrato anche un ladro. Magari la donna è morta proprio dopo aver visto questo ladro in casa. Tutte le ipotesi sono aperte. Nel pomeriggio l'autopsia. E vi ricordo in ultimissima battuta la Ringa questa sera, il sondaggio congresso della Lega. Ora il rischio è quello della scissione, come sempre i numeri li vedete in sovraimpressione, stanno arrivando già tantissime telefonate. Se sì, il numero ovviamente è quello in verde, se no, Sava Sandire, il numero è quello in rosso. Vi do anche gli ospiti di Ringa questa sera con Ferdinando Avarino, Gio Formaggio, consigliere regionale Fratelli d'Italia, Gianluca Schiavon, Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Poi c'è anche Marcello Obano della Lega e si parlerà di giustizia. Cos'è la separazione delle carriere? Avarino ne parlerà con Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi. È tutto davvero. Ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Fabio Fagliero. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Rientriamo in diretta alle 18:30 puntuali. Buon pomeriggio.